Dall'altra parte, esatto. Una gioia. Allora, io purtroppo avevo un girone in cui siamo arrivati praticamente tutti i secondi. Sì, C'era un primo, sì. 3 secondi Ok, e un ultimo. ok, E quindi avevi 3 secondi hanno fatto uno spareggio. ok. Io sono arrivato secondo, Di quei... Visco è arrivato terzo e nel girone c'è un ragazzo che è arrivato quarto che è stato eliminato, Ok, ovviamente il quinto. ok. E Quindi tu sei arrivato secondo nel girone praticamente. sì, e Visco lo ritroveremo nei Loser, loser. nei loser strani. Signori, cercheremo di spiegarvi comunque le cose perché c'è una specie di pre-loser bracket con... No, mi inserisco. Vai, che tu lo sai meglio più che altro. Mi, mi inserisco se mi sento, non mi sento più, il microfono sta sbarellando, mi inserisco per dire che Ma si top sente? 8 non è una top 8, è una top 12. Ok, Avremo delle 4 sfide di 8 giocatori che sono già in winner bracket, quindi sì, come se fosse una top 8. Gli altri 4 sono già in loser sì. e stanno aspettando che scendano i 4 perdenti dalla top 8 di winner per Sì. fare una top 8 di loser praticamente, Ok. capito? Ah, ok, poi c'è Che comunque si salva. inizierà e verrà giocata quando finirà questa sorta di winner bracket, Ok, capito? sì, Quindi sì. sapremo già quali saranno gli sfidanti dopo e via dicendo. Ok. Nel frattempo abbiamo un Druelga de Tadder. No, Druelga, scusa, Jundel. Paul contro Bob. Minchia, ha fatto dimagrire tutto con un pugno. I dannoni. Jundel deve tirare fuori i trick di Bob. Mamma mia, vantaggio frame. Qui si è fatta nota San Massi, signori. Vediamo. Death Fist. Che ha dato pochissimo a caso. Il grasso ha protetto Bob. mi sono ricordato che stavo cliccando. Death Fist non punisce. Panciata. Death Fist in rage. In rage drive. La la. Connesso. 1, 2, 3. Vabbè, lo fanno anche i morti che c'era quel basso. Però meglio di non beccarsi il Death Fist nell'occhio. Ottimo punish. Ottimo punish di nuovo. Vediamo. Ottimo connected. DF2 che ricordiamo è un hit launcher. Non più come prima. Mio Dio, i danni. Wifa. Da fare di più. Bello trade, ottimo trade. No, Can! Forse non basta. Forse sì. Droppa la super. Deathfist. Punisce il Deathfist sul muro. Dio santo. I mattoni, in uraghe. Si stanno formando. Bel poking. Cross 3. DB2. Non punisce da Rising 2, non entrava ovviamente. Peccato. Un terzo della vita se ne va così, diciamo metà. 6 step 3. 6 step 3 di nuovo. Giù 1. Prepotenza e innocenza. Vediamo un po' se riuscirà a vincere da questa partita. Cross 3, ottimo punish, ma ricordiamo che Bob non ha standing decenti. Presa con 2, non la si libera. Death Fist non punisce. El whip. Ultima finta, ottimo poking. Death Fist non si sa come l'ha bloccato. Whip all'alto. Death Fist. Non si sa come l'ha preso. L'obesità a volte non è un fattore a favore. Vediamo un po'. Non dimmi che sono contro Death se vinco contro Duega. E vai, che bello. Vediamo. Cross 3, non punisce. Mamma mia, dove ha raggiunto DF2 di Bob. Mio Dio.
Non credo sia safe. Mamma mia, schiva la presa così. Avanti, avanti 4. Hop kick a caso, che è entrato, tra l'altro. Rotellina. Hop kick, non bastava. Spezza fuori. Non punisce. Veramente combattuta questa partita. Cross. Chop, karate chop non entra. Cross 3, ottimo poking di Death. Trade. Sento musiche titubanti. È la cosa dello spazio di Fantozzi. Cross 3. Pretenziosissimo. Brutta situazione, G2. Basso giù 3. Vediamo cosa... No, giù 1, non so che cosa è successo. Si è abbassato per sbaglio, probabilmente. Hop kick, mamma mia, dove l'ha tirato? Demoman. Cross 3 che ha preso a cross the map. Ci sta. Non si abbassa. L'ottima ruota. Trade di nuovo. Mamma mia, forse poteva punire. Presa generica che non viene skippata. Poteva fare il punch da 10, cross 3. Cioè, Rising 3. Rising 4. Ha vinto Death. Ma quel colpo non lo vedo entrare da 64 anni, probabilmente. Il Demon Man entra tutto, metà vita se ne va così. Vediamo. L'obesità. DF2. Portatore di morte. Demolition Man. Bloccato benissimo. Tenta la punizione. Converte tutto. Un terzo della vita se ne va così. Vediamo se riuscirà. Ginocchiata nell'occhio. È svenuto così. Jundel. Costipato. Forse era meglio usare un Dragunov dopo la prima partita, chissà. Chiediamo. Domanda? Nel frattempo stanno giocando il signor Roberto contro Mauro. Yoshi contro una wildcard. Vediamo chi c'è adesso. Per a destra, il sondaggio si dice che devi stare Essarin contro Koi, fa attenzione alla prossima partita. non sa che ha firmato la sua condanna a morte, ma non glielo diciamo. Essarin vuole fare il fair play, dimostra la superiorità della sua bravura, facendo scegliere dove far sedere il suo avversario. Che ci sono problemi per quanto riguarda Koi, che preferisce stare a destra. Vorrei commentare, ma nel mentre c'è un 1 pari da parte di Roberto e Mauo, il vostro beniamino di casa sta costipatissimo. Aspetta speciale. Siete 1 pari? Oddio. È match point per Roberto. Katarina vs Maurizio contro il suo Katsuya, Ma nel frattempo noi siamo Elsarin contro Koi, che sarà, immagino, un Polo o Katsuya versus una Lily. Vediamo un po'. Sta glitchando l'universo, però ci accontentiamo. Non ci credo. No, droppato un sacco. Non ci credo. La maledizione di Maurizio viene sconfitta? Non ci posso credere. Roberto passa. Il cancro ha vinto. Ma di Curia cosa è servita, mi dicono.
Ha senso, ma è meglio perdere contro Elisa. Perché così rosa Kazuya? Presa speciale. Elsarin non sa che è entrato in una grotta dei leoni. Demon. Vuole fare il plot. Il Perfect Electric Godfist. È una... penso sia una strada senza uscita. A me non si fa fare perfect. Ottimo rallentato. Metà vita se n'è già andata. Elsarin deve tentare l'eroismo. Presa speciale. Mamma mia. Dove è entrato questo Rage Drive? Comunque Elsarin ha fatto un recupero magico. Oh, Rabbit mangiato dal Demon. C'è un diavolo contro un coniglio praticamente. Demon e il whip. Avanti 3. Calcione. Elsarin recupera così. Calcioni su calcioni. No, non forse ce la fa. 1, 2, 3. No, drop all'ultimo. Campana, cose. Vabbè. Elsarin sta opponendo più del dovuto comunque. Più di quello che gli è concesso dalla legge. Campana sul nulla. Mamma mia. Un po' di cose. 3 colpi. Aia. Elettrico fa malissimo. I danni. Può punire la Dokken troppo tardi. Peccato. 3-0 per Koif. What's happening? 1-0 per adesso. Perché è rosa Kazuya il vestito? Mi lascia un po' perplesso. Ma Kazuya rosa vuol dire qualità. No, campana un po' pretenziosa. Dropkick basso più pretenzioso. Demon nell'occhio. Drop al Demon. DB4 elettrico. DF1. Elsarin deve giocare un po' più easy. Più Rabbit per tutti. 3-1 e il whip. Dragon Uppercut può punire. Troppo pretenziosissimo. 3-1, entra il secondo, non sa come. Calcione nell'occhio. Poteva punire, non lo sfrutta. DB4 e il whip. Sono cacchi. Giù 3. Elettrico, addio. Quadruplo elettrico per il pubblico da casa. Ma vai, va. Devo censurare che ci sono dei poveri ciofoni che ci possono ascoltare. Vabbè, i danni. Arada, please. Nerf this. Mamma mia. Schiva il Godfist così. Droppa. Pretenzioso questo show ad Oken. Elsarin ha fatto più del dovuto. 2-0 per Koif. Vediamo, il prossimo devo giocare io per forza adesso, in teoria. Koif, è vero che Maurizio è in loser bracket dal primo. Katsugatsu. Quindi cosa devo fare? Devo andare io? Mi sciacquo la cuffia. Devo sciacquare la cuffia. Ti do poi le mie cuffie dopo almeno. Benvenuto nel mio mondo, cotto. Andre, sei nel primo giocatore. Divino. Giochi adesso, Vuoi sapere quando devi giocare? Eccoci tornati con Mau, ragazzi. Adesso abbiamo in streaming Hendrix contro il boss. Contro il boss Evil. Andiamo Hendrix contro Druega.
configurano i pad e poi possiamo partire. Problemi con il pad da parte di Hendrix. Sezziri, Koif, mettiti le cuffie e raccontaci questo tuo primo match delle fasi finali. Questa tua vittoria 2-0, giusto? Dammi conferma. Non lo so. Kiko, funziona questo microfono? Allora, niente commento di Koif, anzi aspettate che gli cedo le cuffie un attimo. Le cuffie. No, ma è tanto. No. Non ti preoccupare. Siccome non vogliamo fischi, useremo soltanto un microfono. Tanto troviamo la solita Kazumi. Allora, io mi ho chiesto come è stato prima. È stato non facile. Perché? Stava fermo comunque. Il problema di Sarin, giusto? Sì. È stato questo, non punire i miei DF2. Me li ha lasciati safe. Se tu mi lasci DF2 safe, io dopo ti sparo un elettrico. Perché? Tanto stai correndo in avanti a picchiarmi dopo. E io entro. Ho usato un bel po' F3, che è servito tantissimo. E ora godiamoci questa una top 12, vogliamo chiamarla così. La prima topetta è già stata spiegata da Druega prima. Tanto c'è Hendrix contro Druega. Allora, un VS2 da parte di Nina, che parte subito con una stringa da 3. Che colpi medi. Qua sono 2. Tanto sinceramente di Kazumi non so nulla. Solo teleport, questo dovrebbe essere 4. Sì, questo dovrebbe essere l'e-sweep dei Mishima fatta versione teleport. Intanto Hendrix si porta a casa il primo round con una proiezione. Intanto la Tigre che è steppabile. Qua vediamo Druega che non massimizza il danno. Druega non gioca da moltissimo. Un novizio per Tekken. Però si impegna. Intanto qua tempesta di DB4 era quella. Abusabilissimo. Sembra più abusabile di FF4 di Kazuya. Quello è un counter fenomenale comunque. Mangia un sacco di mosse. Una Kazumi che fa stepparla, soltanto che Druega non steppa. Eccolo qua. Bravissimo, punisce bene con FF2. E qua la solita proiezione. È una parry quella. Ah, 6 step è presa, l'ha presa dal lato. È stupendo fare il commento senza aprire il gioco. Una bomba. Sì, Corea. No. Si parte con la seconda partita, la prima se l'è portata a casa Hendrix. Vediamo se Druega è già destinato al girone dei loser. Al loser bracket. Tanto. Flash. Tiger, muro. Usato bene da parte di Hendrix che massimizza la combo. Lì è punibile con VS1. Attenzione, lancia la Tigre. Tigre suicidio. Nina. Ancora. Presa. Non subisce tutto il danno. Oh, e qua Druega si porta a casa il match con un alto medio. Dovrebbe essere B1-4. Ancora combo da parte di Druega missata. Qua Hendrix sempre suo teleport. Hendrix che non steppa tantissimo, gioca molto 2D. Però azzecca tutti i rialzi. Anche adesso. Oh, peccato, uno come punizione. Verso 2.
Qua combo da 3 tutta low hit. Hendrix pareggia 1-1. Si riparte, attenzione. BF3 se l'1 che connette. DB1, DB34 che connette. Ma combo missata. Peccato, sarebbe stato tantissimo danno. Qua, c'è imparabile contro imparabile. Qua, attenzione, scatto di reni fenomenale. Miss della combo a muro. Si dimentica il pattern, forse non era sicuro che entrasse. Tanto Nakazumi ancora in rage. Rage drive. Launcher non sfruttato. Attenzione. Qua ci stava una punizione. 2-1 per Hendrix, che se vince questo match si porta a casa tutta la partita. Qua. F3-3 che entra, combo missata. Ancora F3-3 a vuoto, qua Hendrix punisce. Presa, che non leva moltissimo. E qua Rage Art, parata, punizione, Shoryuken, a casa il round da parte di Hendrix. Complimenti, bravo Andre, campione sardo, volevamo ricordarlo. Bravo Andre, bravo. Ora chi c'è? Sto brinando. Allora. Allora, cosa vogliamo fare questo combo? Le chiudiamo? Madonna. Adesso te lo giuro. Vedrai che appena perde. Sì, è così. Non c'è nessuno sbaglio. No, non la fate subito, nel senso. Dobbiamo fare la differenza più violenta. Esatto. Se non funziona non saranno accomodati. Allora, il bracket micidiale. Per 12 loser. Guerra. Ok. Top 12 loser iniziano Yoshi e Dio Kuma. Sei pronto? Dio Edo, Dio Kuma. Kuma Edo. Sì, vai, questa la segniamo. Vai. Ok. Ragazzi, sono Mau, eccomi tornato, siamo qui perché adesso abbiamo una semifinale che vale come un final match del torneo sardo. Abbiamo... Ah, ok, allora vi teniamo una bella chicca per dopo, restate collegati. Adesso invece abbiamo, partendo per la loser, Yoshi contro Zio Edo. Ce l'abbiamo Zio Edo, sì? Ok. Siamo pronti. Nel mentre, Yosa e Visco, come siete messi? Siete pronti? First to 2. Come sempre collegano i joystick. Vediamo adesso chi sceglieranno o se rimarranno con le loro scelte. Sappiamo che Zio Edo è un appassionato con il suo PG main Kuma, mentre abbiamo già visto che Yoshi può variare da Jack a Bob oppure anche... No, Jack e Bob e basta, mi sa, non ne usa altri. Vediamo con il marsupio Yoshi, a destra invece con la... con l'asciugamano da pugile così pronta al match
Edo, zio Kuma, chiamatelo come volete. Bene ragazzi, stiamo iniziando, stage casuale, FT2. In bocca al lupo ad entrambi, fateci divertire. Bob contro Kuma. Edo parte subito aggressivo. Yoshi non si fa attendere. Sparizione di Bob, va a segno. Kuma cerca di uscire dalla situazione di pressing e Bob non glielo permette, esce involontariamente, entra anche in sense. Chiude Bob che è costretto a pararsi per poi poter contrattaccare e si porta a casa con una stringa continuata al primo round. Pulata parata in parte da Yoshi. Danni enormi di Pioedo. Karate chop di Kuma, di Bob. Attenzione, vediamo se comunque sì, riesce a fare lo screw, nonostante le gambe di Kuma rendano tutte le gioche molto difficili per gli PG. Ancora Bob. Attenzione, il launcher di Kuma manda in rage Bob. Come prima si è abbassato sulla stringa che ha continuato. 2-0 Yoshi. Ottimo low parry. Tiene la pressione a muro. Pioedo comunque fa danno. Viene raccolto da terra Kuma. Lo rispedisce al muro. Di nuovo con la sense prova a uscire. Nel launcher VS2-1. E 3-0 per Yoshi, primo match. Vediamo se Zio Edo vorrà fare una selezione personaggio per sorprendere oppure se andrà diretto alla rivincita. Rivincita sia. A Yoshi serve vincere un altro match per poter passare alle prossime fasi dei loser. Come prima è un trade di hit importanti. Launcher di Bob. Manda in screw. Ottimo block di Kuma che però non punisce di launcher. E Bob con la presa si porta a casa il primo round. Gliene potrebbero mancare solo 2. Vediamo se sono gli ultimi. Vediamo se sono questi. Porta comunque a muro. Non riesce a fare il danno supplementare. Panzata doppia. FF2. Cade nella trappola della senza di Kuma. Roll. Fa malissimo. Zio Edo comunque vede bene i bassi, vede bene gli air sweep, ma non riesce a punire bene. Yoshi ne approfitta. Un round. Manca un round. Vediamo se Zio Edo vuole fare il ribaltone. Culata che manda Bob a casa sua. Culata ancora. Zio Edo. Ottimo, 2-1 per Yoshi sempre, però grande reazione da parte di Zio Edo che non ci sta. Yoshi molto paziente, aspetta la fine della stringa di Kuma, cosa che non fa invece Zio Edo. Launcher. Manca poca vita, vediamo se è questo con un perfect. Yoshi chiude. 2-0 per Yoshi. Bravi entrambi. Ragazzi, io vi devo lasciare di nuovo perché devo riandare in streaming. Ci vediamo dopo. Oh, Luca, spegnimi il mio. Sì, non so chi l'ha usato. Malvagi. Sacripanti. Ok. Ah, come avete potuto capire ha vinto Yoshi che sta risalendo dalla loser bracket. Peccato, Zio Edo altalenante, ci dicono delle regie.
Il prossimo è Mauro contro... Alla loser abbiamo Mauro contro... Luca, come si chiama? Jundel. Mamma mia. Ma veramente? Questa è una loser. Jundel Maurizio. Ma veramente? Cioè, vabbè. Dov'è la... Dov'è... Mauro, sì. Dov'è la gloria? Che schifo. Perdiamo 2 big. A caso. Ma che cacchio. Mi rompe il pene. Sì, ho capito. Cioè, o Luca... Cioè, o Giundelo o Maurizio possono uscire dal torneo qua. Ma che cacchio. Ma che corruzione arbitrale è? Cioè, vabbè. Che sfiga. Che cosa? Ma... The Thunder, ok? Adesso Maurizio. Aspetta, ma... Fammi vedere il coso. Fammi vedere come è andato l'andamento. Mi sembra strano. Allora, no, dov'è? Jungel contro Death, ok. Quindi comunque era il secondo del suo girone. Mica c'hai una sfiga addosso senza Dio. Porca puttana. Get to good. Get to good. Non è sano, non è di casa. Ma perché uso l'obeso e l'obeso porta sfiga probabilmente. Sentiamo. Arada. Invochiamo Arada nella sua clemenza. Che si è fatta una bella partita. Doveva aver abbuffato. Cosa? DF2! Entra! Un terzo della vita se ne andrà così. Anche il braccio obeso, prende da più lontano. Mamma mia, capriola. E il whip. Dove ha tracciato? Demon a mezz'aria non riesce a connettere, ovviamente. Ricordiamo che è il re dei comeback, Maurizio. Lo sway coreano di entrambi. Mamma mia, gli spasmi. Cosa? Non traccia? Sì. Oh, ok. Andate dove mi serve il fogliame. Dimmelo dopo, No, allora il foglio. Se dai un altro sbagliato ti picchio. Ok. Andiamo. Vabbè, mi sono distratto. Segna tu. Ok. Mi sono perso la vittoria, me la riguarderò sicuramente nello stream. Ottima punizione dello slidey. Pum. I danni. E il whip. Metà vita se n'è andato. Avanti 4. Garantito. Giù 3. Whiffa! E punisce. Sì. Mizza ha tracciato un sacco. Anche se Screw, cioè, ricordiamo che gli Screw tracciano moltissimo. Attenzione, un Waste Ending che ha fatto utile. Contrattacco. Attenzione, io adesso in questo momento mi cagherei in mano conoscendo Maurizio. Perché fa il recupero di Dio. Se riesce a spegnerlo. Mamma mia, colpo di pube. In contrattacco, fatto malissimo. 1-0 per Jundel. Jundel vuole vincere per questione religiosa, probabilmente. Sì, proprio di rabbia vuole vincere. Si glitcha lo schermo. Sono brutti momenti. Avanti 4, tsunami kick. Ottimo pressing da parte di Maurizio. Avanti 3, non connette. Ora serve l'eroismo. What? DB4. No, il whip dove è mancato, cacchio. Mi aspettavo un rage drive prepotente, invece non è arrivato. Mamma mia, in contrattacco. Ricordiamo che se con quel calcione cosa ha conterato? Presa in volante! Tenta il perfect, ma la vediamo grigio dalla regia. Sento di DB4. Demon, poteva punirlo! Whiffato, bellissima punizione. Entrambi i calci whiffati e poi punizione di cosa? Avanti 3. Demon a mezz'aria. L'obesità. Avanti 3. Nice! Uno pari. Attenzione.
i mattoni cagati si stanno accumulando in un raghe. E il whip. Mamma mia questo demon. Un po' per fede, un po' per bravura. Droppa l'ultimo colpo, avanti avanti 3. Bellissimo whiff. Magnific. E il whip che ha preso un po' di disonestà, però ci piace così. E lo ripunisce. Adesso ho capito come uscire da quello schifo. 3 colpi, non punisce. 3. Aia. Io non riesco a pararla. Non riesco a wiffarla. Ovviamente. Non punisce, avanti avanti 3. US1. Non farmi ridere, è malvagio. Ok, sempre granati. Avanti 4. Avanti 2. Elettrico in canna. Minchia, ho sentito dei Shoryuken. Giù 3 for the win. Match point per Jundel. Per buttare Maurizio fuori dal torneo. E il whip fedele. E il whip di nuovo. Mamma mia, whiff alla punizione. Giù 3 però. Si può tipo punire. Giù doppio pugno. Vediamo un po'. Calcione nell'occhio. Dove cosa ha bloccato lì? Ottima punizione. L'obesità. Rage dive across the map e se ne va così. DB4. C'è anche la neve. Uno pari. Maurizio Comeback King ancora. Vive ancora. Cioè io dovrei fare una finale, ma le coronarie mi servono. DB4 ancora bassi. Le tibie non esistono. Questo Wine Godfit perché è vento che colpisce, non elettrico. Ho colpito il vento. Neutral hop kick di Katsuya. DF2. Non punisce. What a counter. Karate chop di nuovo. Giù basso. Mamma mia il sidestep. Non punisce. La paura fa 90. Merchiorre. Vuol dire un'altra parola per non... No, DB4. Non me l'aspettavo. E il whip. Non punisce. Cose. Ok, c'è del pressing a furibondo da parte di entrambi. Mamma mia, lo spegne così. TF3, what a block. No, Rising 2-2. Non fa il punch giusto, fa una presa, non la schippa. Mamma mia, l'obesità che sfiora i piedi e muore. Con la neve, sì, i bassi sono di Bob, si mimetizzano con la neve, mi dicono dalla regia. Dicono di sì. Ouch. Mamma mia, chop. No, l'elettrico! Ma dove è entrato? Incendiato il cervello. E il whip. E il whip di nuovo, fedelissimo. E il whip! Attenzione, deve tentare l'eroismo. La super. Un pugno nel pube. Ci riesce. Gli farà malissimo. L'obesità è troppo obesa nel mondo. No, è ancora vivo! Serve dell'eroismo. No, vabbè, rallenti di Dio. Mamma mia, schippa. Può punire, lo punisce abbastanza bene. L'obesità. DF3. DB4. Lo sento Daddy, il whip in canna. DB3. Non... Avanti avanti 3. Mamma mia. E il whip. DF3. Mamma mia, l'obesità. No, vabbè. Match point per entrambi. Mamma, io dove era giunto. Demo. Bellissimo, bellissimo. Punisce benissimo. Aveva smesso di parare quella mossa e ci ha creduto. Demo nell'occhio. Non tenta il perfect electric. È ancora vivo. No, whiff al basso. Maurizio. Comeback King ancora una volta. Mio Dio, che partita. Cacchio, il mio duodeno ha un problema in questo momento. No, io no, devo sfidare la The Thunder, pensa. Ben giocata Jundel, peccato. Katsugatsu. Mio Dio. Peccato perdere così in fretta due giocatori così bravi. Mamma mia.
Che pacco, che incazzo. Questa cosa mi rattrista moltissimo il cuore. Sì, ma si è trovato Det e poi si è trovato te, cioè l'onestà. Ecco qua. Ok, non so chi tocca. Penso tocchi a me. Bisogna fare tutti i loser. Manca... che è Kiko? Sta arrivando. Allora, stiamo a fare Yoshi contro Yosa. Okay. Yosa sta salendo, non lo sto seguendo. Qua nello streaming. Attenzione, Yosa alla regia. Yoshi Yosa. Tu hai perso? No, devi ancora giocare. Sì. 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 Devi vincere contro... E incontrerai Maurizio. Se vinci contro Maurizio sei il mio mito. Devi andare easy. Attento ai bassi. E se fa un basso è sempre un Airwhip ci fa. Ci passa sempre Resin 2. Oppure fai quell'altro, fai... O Rising 4. Gioca come easy, gioca. Rising 4 per punire i bassi, tutti i bassi. DF1, 1-1. Rabbit e UB a scoppio. Contro Kiko. E se vince deve andare contro Maurizio. Contro o Kiko o Elsarin. Ah, perché questo è Yoshi contro Yosa. Sì. Cambiamo. Minchia. Perché non scrive più? Non scrive. Non scrive più. Ah, ok. Ok. Yoshi sta usando Jack 7. Ah, però. Il nostro Carlo col pad sta risalendo come un tonno dalla loser bracket. Dovresti usare Kuma, mi dicono. Lui deve usare un Kuma così perché è un tonno. Mamma mia. Questo è Nobi Saint, mi dicono comunque. No, Whiff Resin in 2. Forse si vede la differenza. Ah, droppa la combo. Sì. No, il contrattacco e launcher. Vediamo se riesce a sfruttarlo al muro. Boom. Big boot in the penis, come dicono in Germania, perché dobbiamo essere soft. Soft. Vogliamo un debugger ogni partita, È una mossa a sgrava di Jack. Ecco qua. Boom boom. Bellissima combo. No, drop. Ah, ok, ci va bene così dalla regia. Armored. Però tolto ecosistemi debugger, attenzione. Big boot. No, droppa. Presa, si la schipa. La partita adesso le fasi. Entra il terzo colpo. Giù 2. Mamma mia, pizzeria. I cartoni nella testa li soffrendo, cioè, infierire proprio. Che cosa? Ma cosa? Honest tier. Inizia, bellissima punizione, forse potrà fare di più. L'emozione è una voce! Il key charger un po' a caso. Vediamo se riesce a convertire al muro. No, giù 2 non entra. Schifa la presa. Giù 2 troppo poco corto. 1. Qua Carlo è un ammasso di sudore praticamente.
Dai, dopo mettiamo nella pausa, sì. La presa aerea, vediamo se riuscirà a ottimizzare. Beh, forse sì. 1, 2, 3 e poi sul muro. Big boot, non parte. Cosa ha mangiato questa presa? Aia, è svenuto un attimo di Dragunov. Dimenticata la geografia. Giù 2, Boom. Attenzione. Dragunov è in pericolo. Run in 2. Giù 2. Pressing, la spallata unsafe come poca cosa al mondo. È entrato quella cosa obesa da 15, quella cosa obesa. Presa di nuovo speciale. Vediamo se riuscirà a... whiffa la... Cioè, droppa la combo. Dropkick basso. Rising 2 penso sia stato quello. I danni. Yosapsu deve ritornare un po' in sella. Vediamo. Mamma mia, gomitato in terra. Running 2. Schippa la presa. È un po'... counter a quel cerchio. Ok, vince Yoshi 1-0. Vediamo cosa riuscirà a fare Yosapsu. Qui abbiamo un Luca un po' titubante per la sua sconfitta di prima. Di grignare i denti. Ora vediamo Yosapsu e Yoshi alla regia. Sono uno scandalo sudato. Mi dicono di cambiare la visuale. 4-4, l'ha sempre counterato. Droppa la combo. Ottimo, va in vantaggio frame lì. Aia. Giù 2, ottimo pressing. Vediamo se riesce a convertire, no? Running 2. No, non è vero, avanti 2. Boom, debugger. Running 2. Gomitata. Giù 2. Mizza i piedi troppo corti, non riesce ad arrivarci giù 2. 3. Slidey, across the map. Questo campo mi sta un po' sull'ano, è un po' strano. Boh, è ovale, cioè, boh, è romboso, è strano. Cioè, non è strano. Non mi piace. Presa di nuovo speciale, non la schippa. Boom, boom, droppa la combo. Running 2. Fedelissimo running 2, fedelissimo giù 2. Slidey, traditore. Qualcosa aveva pur tradire prima o poi. Un testo servita serve... La super across the map. Pretenziosissima. Che va... Mamma mia, tutte le schivate. Aia, Rising 2. I danni. Sul muro. Non ne ottimizza. I danni. Lo esce però se ne va dal muro. Sì, è un po' cattivissima. BDF. No, Rising 2 non entrava, troppo pretenzioso. Mamma mia, perfect. Non l'ho visto neanche io che era arrivato. Yoshi vuole risalire la torrente più di Yosapsu. Le branchie iniziano a vibrare. Scusate le droghe. Comunque. Ok, grazie perché... Cosa? Bello. E launcher in Tekken 7. Magnifique. Sul muro. Running 2 droppa, non ci credo. Schippa la presa però. Più 2. Non entrerà mai. No, perché ha tirato? Perché il papa non è il re, immagino. La metà vita. Adesso Yoshi è lo sliding magnifico. Che prima ha tradito, adesso no. Vediamo un po'. Cannone. Sono d'accordo con lui, No, è una cosa brava, cosa... Yosapsu deve tentare un recupero di Dio. Sento le Valkyrie. È unsafe da un sacco. No, non so perché abbiamo perso Yosapsu, però ha combattuto con onore rispetto alle altre volte. Non c'ho i punti, mi dispiace. Ci accontentiamo. Mamma mia, la wildcard sta risalendo il torrente. Bisogna segnare Yoshi. Tu non ti assumerei come segretaria, te lo dico. Mi dispiace. È lì. Grazie lo stesso comunque.
Oh no. Oddio. Ah. Illegale. Mamma mia! Voi non potete vedere, ma c'è stata un'altra partita in facimento. Giù 3. Siamo 1-0 per... Cosa, vero? Druega. In teoria devo andare io e Det. Ok. Sì, dobbiamo finire tutta la loser, allora dobbiamo aspettare questo incontro. Sì. Io vi posso commentare la partita, però non potete vedere nulla. Fa molto radiolina quando ascolti la partita del Cagliari. Vantaggio frame. Di nuovo. No, droppa. Dropkick basso. Rage dive. No, non ci credo. La spazzata, maledizione. Non fai la spazzata. Cazzo. Sta ponendo l'universo. Non vorrei dirti l'ora dei pavesini. Mamma mia, Elsarine ancora sul pezzo, 2 pari. Secondo match point per Druega. Che ore sono? Mezzanotte? Ah, ok. Quasi. After. Dormi now. Bella, Miki. Dormi in macchina. Era per giocare in La spazzata ti ha ucciso. Il basso, BT3. Sì. Maurizio contro Duega in streaming. Ok. Corri. Chi è che... Maurizio è il primo player. Druega. Lui. Ma tu. Non volevo... c'è un problema, non riesco a cambiare cosa. Invece sì. Olè. Mamma mia. Su YouTube probabilmente. Sì. Su YouTube. Sul canale di Computer Point. Attenzione, Maurizio Druega. Sì. Ragazzi, vi ricordo che se volete rivedere tutti i tornei, guardate tranquillamente nel canale di Computer Point. Se fosse non l'avreste indovinato da soli. Anche quelli vecchi di Tekken Tag 2, veramente in fighe. Ma sta cazzo. No, ma Maurizio primo player, ho detto. Ah, ok. Non vorrei cambiare i nomi. Non c'ho voglia. Tra l'altro. Beh, sì. Quindi dopo questa
C'è... O forse c'è l'altra loser, ma non credo, non ho capito un cazzo. Credo che ci sia l'altra loser. E poi c'è la winner. O poi si può giocare in contemporanea. La winner viene giocata lì e la loser viene giocata da quella parte. Molte gioie. Sì. È la top 8. Inizia ufficialmente la top 8, signore. Sì, perché uno l'abbiamo già fatto. Abbiamo fatto Yoshi Yosapsu, che è la top 8. E ha vinto Yosapsu. No, ha vinto Yoshi. Sì. Ok. Ragazzi, sarebbe bello. Che cacchio, ve l'ho fatto prima apposta. Quindi vi ricordo il secondo match della... Siamo sempre in loser, ma comunque è la seconda partita della top 8. Siamo sempre in loser. Maurizio Druega. Druega è infido come poche cose al mondo. Potrebbe fare delle sgargiullate. Sa infilare benissimo le super grazie alla sua previa bravura in Street Fighter. E il whip che non l'ho visto neanch'io. Lo rivedrò al rallentatore grazie a YouTube probabilmente. Mix up titubante. Ci è piaciuto. Bloccato un elettrico col calcio in faccia. Avanti 4. Craccata di piede. Metà vita se ne va con 2 cartoni. E il Wine Fist. Questo si chiama Wine Fist perché ha preso con l'aria. Ha preso. Non con l'hitbox. Che è sbagliata questa combo, arbitro. Credo che la faccia riandare normale e poi solo ribecca al muro. Perché si resetta, Si resetta il coso, secondo me. Aia, calcioni. Era da San. Mamma mia, il whip come se piovessero. Avanti 3, questa farà malissimo. Forse è morto. Pum, e poi slam slam. Dai, ma che schifo è! In mela rada, arbitro! Dai! Dai, 1+2 non può entrare così. Campi senza muri per i Mishima, prendiamo appunti. Deve inventarsi la fantascienza qui Druega. Il pubblico è con lui perché è buggato Katsuya. Dragon Uppercut potrà punire. Contra mezz'aria. No, la doc non parte. Non usa DB4 per alzare l'avversario. È elettrico che passa non si sa dove. È il muro di nuovo. Un grande incontro. Ritorna ai grandi classici. Trita carne. È safe. Super! Ha tirato forse! Non ha tirato! Giù uno! No, non la sfrutta per la combo! Giù! Becculo! Ha mangiato un DB4 nello stesso lato! Cioè, vabbè. Vabbè, si è steppato nello stesso lato. Sì, vabbè. Minchia, ma traccia l'universo DB4. Da quel lato, santissimo. Vabbè, dalla regia mi dicono che va bene, quindi farò finta di crederci. Non sfrutto. Dettagli. Non sai steppa. Electric, come se provessero Dragon Kick. L'eroismo, serve dell'eroismo. Rage 3 per punire. Lo sfrutto grande giù 3. Druega, cioè veramente. A chi le Ulisse delle pippe in confronto a questo eroismo. È un po' di incazzo. No, non era giusto punish in alzata. Avanti avanti 3. Ottimo block. Ginocchiata malvagia. Telefonata. E il whip, il muro. Sì. Adesso ci sarà un recupero di Dio. No, Rising 4. Peccato. Minchia, Druega ci sta facendo cagare mattoni come avevo previsto a Mauo. Come una lampreda che si insinua, veramente. Minchia. Vediamo comunque i miglioramenti di Druega in questi mesi. Cosa speciale. Tech rolla. Avanti 3. Avanti 4. Bel mix up. Calcio in faccia. Pretenziosissimo, non entra l'elettrico, non è entrato. Cos? Minchia. Chissà. Safe. Avanti 4. Giù 2. Pretenzioso. Ha crashato l'alto. Spazzata. Seconda spazzata.
Aspetta, presa speciale. Super, no, no, Wii fatto, aspetta. No, block. Troppo corto, troppo veloce. Cazzo. Sì, c'è troppo coso. Dropkick. Mamma mia. Avanti, avanti 3. Oddio. Blocca lo Sway così. Calcio nelle palle, però bloccato. Pretenzioso. Schiaffone. Il secondo schiaffone che è entrato, però. Avanti 4. No, non usa la craccata di piede, sono 3 colpi. Mentre il secondo. Rage drive. Spresa speciale. Te crolla. 4-3. Come piace a noi. Vecchia scuola. Crasha qua il video un attimo. Demon per iniziare. Sento due di muro. Idan. No, Wii fa il muro. Usi 2 colpi. Grande counter. Ha tolto tutto, ha tolto quei 2 calcetti, come potete notare. Presi qua. Non abbastanza spacing. Ottimo, giù 3, come l'ha visto. Unsafe da 10. Rage drive. Garantito al secondo. I danni. Sì, i dannoni. Druega non ci sta a perdere così. I trick. No, non usa il launcher. Hadouken. E il whip. Avanti 3. Ginocchiata whiffata. Cosa ha counterato? In questo calcione. Sway. Che pizza. Sì, vai, c'ho le mie. Mamma mia! Ok, riuscite a convertirla! Grande Druega! Cazzo, cazzo! Aia, cosa... Minchia, cosa caspita è successo lì? E il contrattacco farà male come poche cose al mondo. Droppa! No! Non ci si rialza così! Con Katsuya incazzato. Mamma mia! Un tonno Druega, ci provava. Peccato. Mamma mia. I mattoni. I nuraghe. I nuraghe cagati, cose. Mauro deve aspettare perché adesso c'è Hoik contro Roberto. Sì. Hoik contro Roberto, dai. Mamma mia. Perché come la sai fare? Le droppa un sacco di volte con la bomba. Cacchio. Sta arrivando all'altro Scrivete. 3-2-3-2. Koif è primo? DNP Hoik, tutto maiuscolo. Quindi Captain Lock. Si oppone. Perché ti opponi, pulsante? Io volevo essere tuo amico. Non scrive nulla. Aspetta. Roberto iniziano i match simpatici. GNP. No, è minuscolo a caso. Ma voi li avete spenti? Boh. Penso di sì. Mi devo fare un giro dopo che finisco di commentare, Ok. Roberto GNP Koif. Vecchia scuola contro nuova scuola. Roberto ha dato solo gioie. Però Koif è un veterano del Top Sardegna. Ci saranno probabilmente dei tifosi nel pubblico, tra l'altro. Roberto è una new entry che poteva avere un altro nick così, tipo Gian Pierpaolo. Si chiama Roberto. Roberto onesto. Claudio. GNP Koif usa non il Katsuya, ma Paul. Roberto usa il cancro. L'Ebola. Ricordiamo che Roberto è main Elisa, ma siccome questo torneo non c'è il DLC non poteva usare altri PG.
Mamma mia. Simpatica Katarina comunque, ha non so che di simpatico. L'Ebola può vincere. Spacing atomico tra i due giocatori. Vediamo un po'. Sento dell'Ebola già che sta crescendo. Mamma mia, di F2 per punire lo Sway. Ottimo direi. Non punisce il Death Fist. Ottimo poking. Fintone, mi ha fregato anche a me qua. Mi sarei abbassato. Penso che Koif non conosca bene Katarina, visto che non c'è il gioco, ricordiamo, è come Maurizio. Tutte le cagate che può fare. Mamma mia. Oh Gesù, ho dimenticato la geografia con quel pugnone. Vince così Maurizio. Per Maurizio si intende Matteo. Koif. Punisce il whiff dell'hop kick. Spazzata in controattacco, ha fatto malissimo. Whiffa con la gomitata. Cosa ha whiffato la spallata? Olè. Mamma mia, l'Armored che comunque prende normale, senza dover sprecare vita. Quote counter di F1 di counter. Sta giocando molto più easy adesso Roberto. Mamma mia. La blocca a mezz'aria. No, drop il Death Hit Fatal Demolition, man. Droppa tutto. Craccata nella tibia. Paura negli Sway. Mamma mia, spallata. Prende tutte le altezze. Whiffa. Ma non sfruggere il drive. Giù. Mamma mia, come ha bloccato quel basso. Lo sa solo lui. Uno pari. Mio Dio. Esatto. Mamma mia, la spazzata lentissima, però è fastidiosa. Sì. Ho fatto un movimento strano. 65 danni. Mamma mia, è entrata l'hop kick. Un po' sbagliato dalla regia, mi dicono, però. Converte benissimo tutto. Dolphin Dive. E qui lancia. Questa cosa non l'ho mai capito, sinceramente. Spero nei commenti che verrà spiegato. Più 10 va. Ok. Mamma mia, la spazzata forse finisce qui. La super. Ok. Mamma mia, se qualcuno ha detto Sanji. Ok. Una minchia, ha la faccia tosta di fare anche le cagate alla Brian. Ottimo counter, se la conosceva. Mamma mia, Swell indietro in avanti in 3 orientamenti tattici. Che counterata è stata? È safe con l'Armored? No, è possibile, da 10. Ah, ok. L'hop kick è entrato, un po' così. Allora si va da 12. Mamma mia, i danni. Il contrattacco al launcher! Dice così! No, vabbè. Non vedo onestà in questo PG, mi dispiace. Il cancro non si può vincere con lo studio, ma con il radio o con macchinari abbastanza costosi. Con le palle. Con gli Hadoken. Mi sembra uno di queste cose. Vabbè. Deve portare fiera la bandiera di Carbonia. Matteo. Warang ha cambiato PG, attenzione, Ebola contro Ebola. Più cancro. Mamma mia. Sento odore di cancro, cioè proprio il cancro non si misura. Warang contro Katarina. Cioè, un matchup peggiore di questo non mi viene. Lo mando direttamente come meta. Mamma mia, chi dà più calci più cancro. Ok. Katarina in rage. Whiffa Warang. Vince il primo round così. È un modo di prendere Warang. Te l'ha presa generica? Commenti. Davvero. Che imbarazzo. Forse è Bike ce l'avevo uguale, però non era comodo. Da vita così.
Onesto, Katarina. Schippa la presa. È speciale, sì. Voleva fare la trappolina lì, non è entrata. Mamma mia, dove stava arrivando quel calcione. Mamma mia, ha crashato Warang. Cioè, più ebola di Warang, Katarina, veramente. Mamma mia! Muro, attenzione super! Mamma mia! Anche Roberto sa mettere le super benissimo, per non essere volgari. Match point per Roberto, spazzata benissimo inizio così. Forse sul muro riesce magari a connettere benissimo, metà vita se ne va così. Mamma mia, bello questo punch da 13 comunque mi dicono, 47. Mi dicono farlocco dalla regia. Mi dicono Ebola. What a block. Sul muro Warang è un... sto per dire che è un cancro, ma c'è Katarina che gli ha sbattuto cazzo. Attenzione. Filo di un rasoio. Giù uno per conterare. Mamma mia, l'Ebola vince su tutto. C'è l'eco? Sì, anch'io. Faccio cosa. Allora ragazzi, scusate l'attesa. Adesso non so neanche se il microfono è quello giusto, sì. Adesso sistemiamo i nomi. Abbiamo sempre in winner bracket, abbiamo a sinistra player 1 Hendrix, che è andato a fare un giro meditativo pare, e a destra l'onnipresente ormai in winner Death Adder, che vuole che Adder sia scritto maiuscolo. Bene, mando a chi l'ha visto per cercare Andrea. Vi lascio a Mauo che sta arrivando. Eccolo. Scusate ragazzi, ma ora c'è il super mega incontro, che è praticamente una cosa valida per tutti, anche gli altri tornei precedenti, Death Adder contro Hendrix, ma non si trova più Hendrix.
Hendrix è scomparso, se l'è data a gambe. Ha preso la moto ed è tornata a Cagliari. Lo stiamo cercando ancora. Quello è il mio, Kiko, ti ricordi? No, ma non è mio. Ho fatto uno scambio per usarlo. Ti ricordi la luce dietro? Che cazzo ci faccio con quello? Andrea Langiu è desiderato alla postazione streaming. Andrea Langiu. Gesù Cristo. Minca, fisso la loser della morte devo fare. Scalloni. E poi se vinco vado contro chi vince tra lui e il perdente di questo. Ho capito che farò after, tanto non dormo, faccio prima. Che poi già oggi sono sveglio dalle 4:30, capito? Quindi... Dopo c'è un'altra. Perché c'è il perdente del vincente di questo contro Roberto. Ragazzi, secondo me qui a Samassi ce ne andremo tipo alle 4. Devo andare a lavoro alle 4:30, quindi facciamo anche in tempo. Comunque, tornando seri, i player stanno disponendo i pad in modo che siano anche rispettate il primo player e il secondo player. Hendrix primo player, The Tadder secondo player. Ma io non ho premuto niente. Non ho premuto, non ero io, non è il mio pad. Ah, è vero che si possono connettere le cuffiette al pad se uno vuole. Infatti qua non c'è più audio. Bene ragazzi, iniziamo. Kiko, FT2 sempre. Andiamo. Ah no, non c'è niente qua, riandiamo nel main. Quindi abbiamo Josie per The Tadder, invece per Hendrix abbiamo Kazumi. Stage infinito, innevato, freddissimo. Presa a rotta da The Tadder. Fase di studio per entrambi i player. Azione Death connette. Trasforma in juggle. Ne approfitta alla grande. Di nuovo la prende in aria. Non riesce a concludere con il colpo finale dell'Ender, ma è in chiaro vantaggio. Andrea, ottimo step da parte di The Tadder, ottimo step sul run in 2. E si porta a casa il primo round. 1-0 per The Tadder. Si... ecco Coif, guardi, le attivo anche il microfono, si sieda se vuole commentare, è il benvenuto, ci avvisa appena c'è il fischio che la spegniamo. Qui abbiamo una finale anticipata di tutti gli altri tornei già fatti con Tekken Sardegna. Cosa ne pensa lei Coif, anche di questa scelta di The Tadder contro Kazumi? Teleporti in avanti e tira il suo sway. E ora qua punisce alla grande. Grandissimo, 2-0. Sì, Andrea che ancora non si ritrova. Deve trovare il ritmo, deve trovare le giuste aperture. Sì. Death che comunque macina danno. Sì, esatto. Come un... partita di guardia dati. Chi tocca prima e più in fretta vince.
Bellissimo. Death sta steppando e sta approfittando di Josie alla grande. 1-0. Ricordiamo che è FT2. Ma non c'è qualcuno davanti alla TV per sapere se si sente Chicco? Cioè Matteo. Chicco! Ma si sente Matteo che parla? Abbiamo anche attivato il microfono. Ragazzi, allora mi scuso, io stavo parlando da solo, vi rispondo il microfono di Coif. Lui beato che si può togliere le cuffie che hanno preso tutto il calore di oggi. Lo so. Di nuovo. Ragazzi, nella loser poi avremo una delle due semifinali, Mauo contro Coif, giusto perché non ci siamo mai incontrati. Adesso vediamo se Andrea... Niente. Death non lo lascia scappare. Josiadder da oggi. Attenzione, non approfitta del floating. Sì. Vediamo, Niente, rompe tutte le prese. Oggi non entra una. Attenzione, launcher da stance. Full juggle. Collision. Ancora pressing di Andrea, rotto bene da Death. Fase di scambio. Ancora trade. Ne esce Francesco in vantaggio. Vediamo se riesce a chiudere. Si para dalla tigre. Attenzione, rage drive ragazzi. Questa è stata perfetta. 1 pari. Andrea è stato molto paziente. Twin Piston che non viene punito. Ok, full stringa di Josie. Andrea non sembra sapere tantissimo su Josie, in quanto non riesce ancora a trovare un giusto contrattacco oppure un giusto... Esatto, perché sono sicurissimo che in queste stringhe, diciamo, ci sono sempre dei bassi e degli alti in cui ci si può parare, steppare, abbassare e di conseguenza punire. Però vediamo, manda Josie in rage. Kazumi ha leggermente più energia, potrebbe sfruttarla. Sta facendo spacing. Toccata e fuga proprio. Gli rende la rage drive negli incisivi. 2-1 per Death. Match point per Death. Non riesce ad alzare in juggle, ma fa comunque malissimo con Cross Dash 3. Andrea proprio non riesce a trovare ancora una risposta. Oh. Esatto. Death interrompe il poking di Hendrix. Ecco qua che ha tirato. Ha tirato in mezzo alla stringa. Censura. Rompe la presa. Esatto. Incredibile. Kazumi con uno sputo di vita sta cercando di recuperare. Death punisce a vuoto. 2-0 per Death Adder. Finita così. FT2. Quindi ragazzi, i nostri semifinalisti che sono passati e si affronteranno in finale winner sono Death Adder contro Roberto. Nella loser invece abbiamo due semifinali, la prima è Coif, no, la seconda è Coif contro Mauo, la prima è Yoshi contro Hendrix. Quindi io e Coif restiamo qui a commentare. Adesso abbiamo in postazione streaming la prima semifinale loser, Yoshi contro Hendrix. Il primo player chi è, Chicco? Perfetto, quindi Hendrix sarà inserito così, poi ok.
Yoshi. Perfetto ragazzi, qua è tutto pronto, sempre FT2. È un bel PG poi. È davvero un bel PG. Molti dicono che sia anche più forte di Bruce, anche se non è il B2. Al tag 2 era una bestia secondo me, potevi appaiarlo con tutti. Sì. Ok. Ragazzi, subito semifinale al Napalm. Abbiamo Angry Hendrix che ha appena perso la semi-winner contro Yoshi che non gioca forse da 6 ore. Intanto era al baretto a passare il tempo tra una birretta e l'altra. E chi lo biasima, sono le 11:30 di notte, abbiamo ancora tipo 39 gradi. Come i piloti di Formula 1 abbiamo perso i liquidi, ci pesano dopo. Intanto qua siamo iniziati Bob di Yoshi contro Kazumi di Hendrix. Si studiano come prima, il match parte più o meno sempre allo stesso modo. Magic 4 di Hendrix, vediamo, continuano. Scambio molto vicino. Scambio stretto, per ora la meglio Hendrix con 2-1-1-2 si porta in un netto vantaggio di vita. Rompe la presa però Yoshi. Ricordiamo che è Bob Enrage. Attenzione, running 2. Entra una presa Hendrix, questa è una notizia. Skippa l'altra e questi ritorna alla normalità. Entrambi i player, attenzione, trade che ha favorito Yoshi, aveva più vita e con un karate chop di Bob mette fine al primo round. Di nuovo pressing di Andrea che poi con il suo metodo toccata e fuga cerca di mettere spazio in modo da far whiffare come se fosse un SK. Bravissimo, ottimo optic qui per punire l'alzata a vuoto di, anzi on block di Bob, però tantissimo unsafe. Danno a muro enorme. Bob così, palmata, perché è giusto così. Si rialza, dice affanculo i frame, io tiro un launcher. Uno a pari. Andrea si porta in parità. Tutto da rifare per Yoshi. Notiamo che entrambi i player usano più o meno la stessa tattica. Da lontano cercano di attirarsi l'uno all'altro con delle trappole o con dei movimenti ottimi, mentre da vicino se le danno di santa ragione come era questo. Perfect da parte di Andrea che ha distrutto Bob. 2-1. Questo credo sia una mossa da sidestep, questo colpo con poi tigre. Attenzione, launcher da stance, porta a muro, presa 1+2 non rotta, wall splat, farà molto male. Bob in raid. E secondo perfect di fila. 3-1 per Hendrix, si porta a casa il primo match. Vediamo che cosa deciderà Yoshi, se cambiare personaggio o se rimanere con Bob. O se ha solo bisogno di tempo per pensare. Madò, le 11:30. Una striscia ce l'hai. Freezing dello stream. Just frame freezing. No. È ripartito. Do not worry, Chicco. Attenzione, cambio per Yoshi. Jack. Andrea chiaramente non poteva cambiare ancora Kazumi. E vediamo se questa scelta può portare qualcosa in più al nostro Yoshi. Come prima riesce a rompere le juggle, le prese singole, diciamo, ma non la 1+2. Hell Sweep. Buon rialzo con il colpo di reni. Ottima punizione di Andrea. Ottima. Non era per nulla facile. Jack è chiuso a muro. Armor. Non viene punita. 1-0 Hendrix. Andrea che sembra aver imposto ormai un ritmo
il round. Sta costringendo Yoshi a fare il suo gioco e Yoshi per ora non sembra avere risposte. Imparabile a muro. Io non so se garantisce qualcosa dopo un hit. Comunque sì, ha fatto tanto male. Attenzione perché adesso Yoshi invece infligge abbastanza danno a Hendrix con un buon poking. Questa credo sia una taunt. Magari la tigre aveva fame. Bravissimo Andrea che di nuovo si abbassa e punisce giustamente con un launcher. Attenzione, prendeva quello, poteva essere full juggle. Sì. Il fatto di essere a mezz'aria ha salvato Andrea. Andrea che sta gestendo il round anche se è leggermente in svantaggio. Perché giustamente... Oh, debug. Bravissimo Yoshi, bravissimo. Ottimo mix up. Vediamo se c'è una speranza ancora. Ricordiamo che questo è match point per Hendrix. Già da prima era match point. Yoshi lo ha annullato. Vediamo se lo potrà fare per altri 2 round. Di nuovo. Ottimo while standing launcher da parte di Kazuto. Che è lunghissimo, ho visto. Ha le braccette corte ma ti raggiunge. Porco Giuda. Esatto. Ah. Jack fa male. Malissimo. Ancora la presa 1+2 non skippata da Yoshi. Mamma mia, poteva essere full juggle, non ne approfitta. Oh, si vola. Luna Park. 2 pari. Secondo match point annullato da Yoshi a favore di Hendrix. Quindi ultimo round. Skippa la presa. Attenzione, Andrea, pressione. Doppio air sweep. Presa di Jack che entra. Debugger. Slide che non entra. Cartucciata. Pressing a muro. Non punisce, attenzione. Bravissimo. Bravissimo Yoshi, ha fatto una pressione a muro perfetta. 1 pari. Final match. Aggiorniamo. Andiamo a San Massi, Beppe. Andrea va subito con la rivincita. Il vincitore di questo match, ragazzi, andrà alla... sarà il primo della loser final. Il primo giocatore della loser final. Qua intanto siamo partiti. Yoshi sembra essersi adattato meglio a certe situazioni di gioco contro Andrea. Adesso sono più o meno in parità anche come life points. Che ne è whiff da parte di entrambi, uno on block, uno invece whiff. La presa 1+2 che ormai è garantita o quasi. Ah, off kick in counter. Porta a muro. Jack in rage. Si abbassa, non prende la presa. Attenzione di nuovo. Mamma mia ragazzi. Oddio, ha parato tutta la rage drive. È difficilissimo da fare. Grande Andrea. Nessuno dei due è in rage. Andrea ci potrebbe entrare. Para il basso. Whiffa. 6 secondi alla fine. Bravo Andrea. Bravo Andrea, bellissimo round. 1-0 Andrea. È un round più vicino ad andare in loser final, ma Yoshi non si sta. Continua il pressing. Fase di studio. Entrambi cercano di rompere la guardia avversaria con dei colpi singoli forti. Questa presa 1+2 invece è pare essere quasi il tallone d'Achille di Yoshi, che a parte questo sta disputando un'ottima partita. Andrea come sempre queste prestazioni sono on top. Ha riportato Jack in rage di nuovo, presa 1+2. 2-0. Match point per Andrea. Tigre. Tigerman. Tigre. Presa ancora. Non riesce a fare lo skew. Andrea con un ottimo off kick da bait. Toglie metà barra a Jack. Jack in rage però. Vediamo se Andrea riesce a chiudere e chiude così. Andrea si porta a casa
l'FT 2-1. Bravi entrambi ragazzi, bellissimi match, bravi. Complimenti. Complimenti anche a Yoshi alla sua prima apparizione in un torneo di Tekken Sardegna. Ha fatto non bene ma benissimo. Tocca a noi. Andre, mi sa che tocca a te qui al commentary. Ragazzi vi lascio perché probabilmente andrò a giocare l'altra semifinale loser contro Koi. Le mie chiappe migliorano la partita. Sono tornato di nuovo ragazzi, spero che vi sia piaciuta la mia partita, anche se tutta una partita l'avete fatta dimenticare. Questo è il mio torneo di personaggi che non conosco per un po' perché voglio fare il culo, penso il titolo del torneo. Non riesco a fare un pube contro Jovi ragazzi, ve lo dico. Ci proviamo col nuovo PG per sicurezza. Però non la vedo molto grigia. Questa è roba da FT10 che dovrei fare, che per imparare bene. Ma sono le solite stringhe, il problema è che mi becca nel teletrasporto. Bello. Che bello. Questa è semifinale loser? No. Attenzione. Certo, è comoda come poche cose. Maurizio Coif, un classico di Tekken Sardegna, signore. Ma mirror match. Vabbè, ci sta. Cosa? Ah sì, è Doria. Vestito uguale? No. Adesso almeno il viola, prima era rosa questo vestito. Immagino che Maurizio sia il nero. Mamma mia cosa ha mangiato. Guerra dei cloni tra l'altro. I danni. E il whip. Presa bella. Mamma mia, DF44. DB4 in contrattacco. Avanti 2, bellissimo. Avanti 2 quello forse. Demon. E il whip, ottimo block, Demon. Non ha tentato la porcellata, però ci piace così. L'elettrico cattivo. What a block! Vabbè, Maurizio, riflessi di Dio. Contrattacco, adesso Matteo deve uscire a... Leggere lisciato! Caccione. No, peccato, 2-0 per Maurizio. È sul pezzo, un elettrico gratis.
Attenzione. Ottima punish. Il contrattacco non è il launcher, però non lo sfrutta. Avanti, avanti 3. Lo gioco abbastanza più accademico. Matteo, non punisce lo spring kick. Metà vita se ne va così. Elettrici su elettrici. Popcorn si sentono sfrigolare. Calcione. It's electric. What a whiff! Mamma mia. Qui in pista. Mamma mia, ha mangiato un elettrico, l'elettrico. Fame nel mondo conquistata. Craccata di piede. Mamma mia, Demon viene punito dal whip con dietro B1-2. E il whip. Il whip. Non ci ha creduto abbastanza col basso. 1-0 per Maurizio. Maurizio è sul pezzo. Che pizza. Perché si oppone a questa cosa? Toned. Ok. Boom. Punch da 10. Che cazzo? Ho visto un annullamento di elettrico, ok. Rage dive. Elettrico. E il whip for the win. Ancora una volta. L'eroismo. Demon Man. Elettrico. Magnifico. Non punisce col Demon, peccato. Mamma mia che side step. Lancia sul muro in contrattacco. L'ha preso, non l'ha sfruttato. Questo elettrico. Può fare la super. No, droppa sul muro, no. Craccata di piede. No. Match point per Maurizio. Per continuare a galleggiare. Demon non punisce adeguatamente. Craccata di piede. Elettrico sugli elettrici. Avanti 23. Mamma mia che elettrico. Non continua. Demon. Non punisce di nuovo. Mamma mia, Dragon Uppercut. Avanti 4. Craccata di piede. No, non entra dietro. Va bene così. DB4 non segue anche a casa sua per caso. Onesto. Malvagio. Indietro 4. Indietro 4. Avanti 23. F4. Mi scusi. Quel DVG in B4. Sì. Attenzione. Demon. Il whip for the whip. La frustata tattica. Trottolino amoroso, 2 pari. Deve cercare di uscirne. Elettrico, lo fa così. Metà vita. Spin kick. È unsafe questo, non lo punisce. Lo blocca. Lo blocca. Rage dive. Lo porta al muro così. Il Trickstone Head. Grandissimo saltino. Saltino magico. Ci è piaciuto l'eroismo. Ok. Mamma mia. Uno a pari come al solito. Avanti 3. Riuscirà Matteo. Droppa Dragon Uppercut. L'hanno fatto uguale. Craccata di piede. Craccata nell'occhio. Non gli ha fatto bene. Più 2. Avanti 3. Ottimo blocco. Elettrico entrambi nello stesso momento. Mamma mia. Ottimo punish.
Demon, ottima punizione. No, il whip non riesce a... Demon across the map. Ottimo. Boom boom. Stonehead, evitata, poteva punirla col Twin Piston. Si studia il whip for the win di nuovo, 2-0. Match point per Maurizio. GMP deve riuscire a uscirne. Elettrico su elettrici. Mamma mia. Ma che cacchio ha mangiato l'elettrico qui. Elettrico di nuovo. Ottima craccata. No, evitata craccata. Bella sul muro. Rage drive sul muro. Grandissimo. E il whip. L'eroismo. No. No, sfrutta il launcher. Oh, sfrutta il launcher. No. No, c'è pista fallito. No. 35 precisi. 3-0 per Mauo. E finisce così. 2-1. Incredibile. I mattoni cagati comunque mi sono sembrati. Non lo so. Lo sa... cosa? È lì. Aspetta, a meno che... No, non è 3. FT3. Adesso ci saranno solo FT3 in teoria. No. No. Maurizio contro di me c'è adesso. E io quando passo c'è l'FT3. Penso di... No, c'è prima la loser. C'è prima la loser. Perché noi dobbiamo fare la nostra e poi chi perde solo 2 sfida quello lì. Quindi c'è prima la loser. Non lo so. È là dentro. Trovate cosa? Io tanto sicuramente devo giocare o... Sei in finale, Mastro Lindo? L'Ebola è in te. Allora, buonasera, GNP qui fa commento. E questa è la prima loser final, la prima e unica perché è una loser final. Sì, è una loser, no, è una loser final questa. No, perché? Questa è quella winner e questa è la loser. Ah, è vero, questa era la loser semifinal, scusatemi, queste qui sono comunque tutte quante FT3. Poi lo capiremo, devo finire di editare. Oh. Round 1. Fight.
Ed eccoci qua il commento, scusate l'assenza, stavo editando. Allora, tanto Maurizio si porta subito a casa il primo match con un perfect, complimenti. Non ho fatto in tempo a commentare, ma ho visto tante belle cose, tanti anzi tanti di F1-4 a contrasto, giusto, ok. Vabbè, eravamo un po' distratti, comunque. Detto questo, c'è del movimento molto spacing, intanto Maurizio va a inseguire Andrea. Hendrix che continua con i trottolini e con i teleport in avanti e all'indietro. Maurizio che fa ancora spacing, lo aspetta, Andrea non fa nulla, tracciante. Qua DB1 a contrasto, F3, DF2, DF32 e qua la presa schippata, parte di Mau. Vediamo, non è la prima volta che due si sfidano, sono già sfidati. Sì, questo è un super classico, questo è il super classico dei comeback in teoria. A parte il solito Death Adder che ci fa sempre venire un po'... Round 3. Fight. No, fai le finali a cardiopalma, tu capito? Ti piace così a te. Tranne questo, oggi striscia vincente totale, sì. Death Adder di striscia vincente totale. Perfect. Comunque qua Hendrix che restituisce il perfect e si porta in vantaggio su 2-1. Intanto continuiamo un FF3, un Well Running 3 di Kazuya connesso, quindi ancora che fa spacing. Ancora il combo da 3, non va. US12 che connette, combo, filler a muro devastantissimo. Qua DB4, finisce male. DVS44 Andre, bravissimo Maurizio. Fight. Ancora sempre teleport all'indietro da parte di Andrea. Poi elettrici F3 in bocca in counter. US12 parato. Elettrico in combo, attenzione, bello. Combo easy, dannosa. Topolino a vuoto, tirato in un momento che non era molto convenevole. Serie di bassi da parte di Maurizio. Qua una presa generica, parato il trottolino. E qua combo, chiude. Bravo Maurizio che si porta a casa il primo match. Qua Andrea va a controllare, togliere la vibrazione. Tanto rivincita. Devo editare. Maurizio si porta a casa il primo match Round 1. Fight. di un FT3, ricordiamo FT3. Il primo che arriva a 3 vittorie si porta a casa il match. Qua non tenta l'elettrico dopo di F2 con counter, e qua sbaglia sicuramente. F1-2. Qua va dietro, circo. FF2 contrasto non va. VS4 da parte di Mau. Trottolino. F4 da buon vantaggio. Qua ancora la flash che viene punita invece che con la flash con DB4. Sì, questo è FT3. Tanto continuiamo. Maurizio, bel mix up. Sono mix up belli. Maurizio, VS12 giusto, si è passato sulla presa. Di nuovo, bel pattern. E lì uno più dentro Maurizio. Cavolo, qua poco sicuro. Sbaglia la punizione Andrea. Andrea forse un po' in panico. Qua entra col rage drive. A combo. Bravissimo. Screw. Approfitta. KO. Saranno stati 90. Round Senza muro. Fight. No, FT3. Sì. Qua Maurizio. No, FT3. Qua tigri che volano. Spacing. Situazione di studio da parte dei giocatori. Tanto ancora la tigre che vola. Guarrani in 3. Oh, elettrico. Benissimo. Page drive. Consigliano dalla regia.
Qua punisce bene. Punisce bene. Round 4. Fight. Qua ancora. Sbaglia Maurizio. Gran randella. Randella giustamente. Attenzione. Qua Maurizio può fare un ribaltone. Qui fa le sweep, si accolla una presa all'arco. Final round. 1 o 2. Fight. No, con 1 o 2. Devi fare... Tanto Maurizio ancora la combo. Oh, è un bel sidestep, rientrava anche con l'elettrico. Qua si abbassa. G4. Combo low. Niente. Andrea che in questo round sta nettamente pressando di più l'avversario, Maurizio passa di fretta. Qua prova a passare. Niente. 1-1. Grande comeback da parte di Andrea. Maurizio un po' in palla nell'ultimo round. 1-1. I player si conoscono. Round 1. Alcuni player non conoscono alcuni personaggi. Va un po' così. Però tanto di cappello a Maurizio che non avendo gioco, non avendo console, ogni volta qua a fare i tornei è classificato sempre in top 4. Complimenti. No. Che ce lo fa fare? Tanto l'ultimo, a quanto pare Round 2. Fight. 4-4 Mauri. Tanto dibattiti sull'ultima hit della combo da 3 bassa di Kazumi. Come si punisce? Lo chiediamo anche a voi, fateci sapere. A parte VS 4-4 che... Ancora VS 4, doppio VS 4 da parte di Maurizio, punizione da parte di Andrea. VGR a vuoto, guerra in 3, sta in aria, elettrico. Quello è un D2 copiato da Dragon. Qua Maurizio situazione critica. Non è D2. Round 3. DB2 mi dicono dalla regia. Sì, sì. Speriamo non sia safe. Tanto qua Maurizio si accolla tantissima roba, anche la presa generica. Questo sono 2 a vuoto, punito bene. VGF a vuoto, punito benissimo. Qua Andrea 2 a 1. Se vince anche la prossima si porta a casa il match e quindi l'opportunità di sfidare il perdente della winner final, giusto? Fight. Che sarà deciso fra The Thunder e Roberto. Che tanto qua Maurizio inizia alla grande, finisce pure alla grande con DF4-4 dopo Round 2. da Trotolino. Fight. Tanto un elettrico che viene preso in floor, va presa dall'alto da parte di Kazumi. Niente, era a vuoto, va parato. Elettrico a vuoto, quello è 3-1, 3-2. Penso abbia le stesse proprietà di quello di fuori, 3-2. E intanto vediamo alla grande Maurizio con la regia si porta a casa il secondo round. L'ultima chiusura di combo. 2-0. Maurizio poi si abbassa giustamente. Qua no, legge la spazzata, elettrico, combo. Ottima combo. Combo facili ma dannose. Va sul sicuro Maurizio ancora a Trottolino.
Lì ci stava un FF4 invece che un DB4. Rage Drive a vuoto invece che la flash solo uno è F più 3 perché una va e 2 volte non si sa. Però la prima bisogna sempre provare. Tanto qua Maurizio si porta su 2 pari. Primo match point da parte di Hendrix sprecato, lasciato scivolare tra le mani così. Fight. Senza contare che Maurizio se l'è guadagnata alla grande. Si riparte. E in cesto è quando fanno altro. Tanto qua Andrea un vantaggio di energia. Maurizio Itta il primo colpo un DB4. Tanto qua punisce bene. Rage, Kazuya, attenzione, queste sono le situazioni critiche. E qua para bene il trottolino, bravo, bravo Hendrix, bravissimo. Riesce a leggere il trottolino, pulirlo bene. Lì ci stava anche un elettrico forse, preferisce fare un D1-2. Magari si aspettava un colpo sotto freno, ma andrà errato, dirà che tiri sotto. Di nuovo, restituisce tutti i trottolini ricevuti e pesca un elettrico in bocca però. E qua il Rage Drive finalmente, dopo 6 round, Maurizio ci delizza di un Rage Drive e di un sweep a voto. Round 3. Peccato. Fight. Tanto qua dimentica di punire. Entrambi i player sono logorati dal torneo, dalla temperatura, però non si sono tirati indietro. Iniziano ad arrivare le prime ventate di fresco adesso. Pronta la presa Maurizio. Ancora DB4 para bene. E qua può arrivare a muro. Ci arriva però male. Bravissimo. KO. Tira anche un elettrico quando blocca. Però punisce bene Maurizio. Si porta a casa il primo match. Cioè, il primo round, 2-1. Partita difficile. Bravissimo, si flotta giusto. E qua, ogni volta. E ancora Andrea spara a Tigri, KO. punisce giusto, DB2, anzi no era la 3, hit combo basso. Maurizio perde, Andrea va avanti. E adesso c'è la winner final, sempre FT3 tra Death Adder e Roberto. Fa un caldo della mano. Sopra. E fu così che William ebbe sogno. A fare compagnia allo speaker. Oh, grazie mille. Devi stare sveglio. Non troppo stanco. Ma c'è questa è la finale, winner final, finale del bracket dei vincenti tra Death Adder e Roberto.
Complimenti a Roberto, outsider, l'altra volta è venuto a vedere il torneo e gli è servito tantissimo, tant'è che in Winner Final si è comportato benissimo con la sua Katarina, è arrivato in finale contro per ora il migliore, colui che non ha ancora perso un match. No, Death Adder. Katarina contro Paul, Death Adder a sinistra, Roberto a destra, come potete vedere indicato dalla grafica. Torneo Summer Clash numero 2 che si è tenuto e si sta tenendo tuttora a San Massi, ospiti della biblioteca comunale del Back to Retro, in collaborazione con Computer Point a.k.a. Green Arcade Sardinia. Tanto siamo pronti. Death Adder contro Roberto. Vediamo se Katarina riuscirà a farsi valere. Robby, ma non ti conviene metterti le cuffie? Non ci è abituato, quindi giocherà senza audio. Tanto Paul QCF3 che è un ottimo mix up con QCF2, entrare nella testa dell'avversario, questo che piace fare a Death Adder e ci riesce anche bene. Qua punisce benissimo con QCB4 homing, qua D1, 2, punisce con B1, prova a flottare ma non continua, tanto un contrasto. Qua para bene, colpo di Katarina, Demolition a muro, presa a vuoto che non viene punita, stranamente. Qua ancora VS2, Demolition, qua Side Step 3 che viene parato, intanto si riprende il match con VS4. Bravissimo Death Adder. Penso che sia quello con la maggiore percentuale di vittoria di tornei in Sardegna. Tendiamo di vederlo anche fuori. Tanto qua con un 2 Demolition Man di fila si porta a casa il primo match dell'FT3. Rivincita da parte di Roberto che non se la sente di cambiare personaggio. La Katarina è un po' fiacca rispetto agli altri match. Dai Roberto, facci sognare. Uno smasher, parato, non punito. Katarina ha colpi lunghi, molti FF penso, perché comunque arriva dovunque, quindi uno smasher dovreste riuscire a punirlo. Qua chiude la combo, presa, stringa, attenzione, è un bel pressing e qua uno smasher in counter con il rage che gli ha portato via mezza barra. Demo Man, combo, aspettiamo, Demo Man ancora, lì forse ci stava meglio uno smasher, oppure FF2-1 come pattern a muro, e poi da lì D4-2. Tanto qua Katarina che è tempesta di prese, ancora hop kick parato, punito bene, spacing, attenzione, Katarina niente, non va, si parano i colpi ma non riescono a punirsi. Uno flotta bene, connette in juggle, combo a muro, giustissimo, danno pazzesco. Qua Death Adder che non sfrutta, attenzione perché la presa ti si ritorce contro. Ancora proverà a sfruttare lo smasher in rage perché fa un danno pazzesco e comunque il moveset di Paul in rage è qualcosa di spettacolare. Qua crouch dash 1+2 connesso a combo a muro, Death Adder che è precisissimo, qua para tutto quanto, punisce male, qua la finta, punita bene,
Ancora Demolition Man. Qua la presa entra. Well running bloccato da DF1. Ancora. Rage Drive è presa. Sta fermo Death Adder, si accolla la presa. Qua 3-2, anzi 2-3 che dà vantaggio. Tanto ancora. Katarina è diventata molto più aggressiva negli ultimi round, però si accolla il mondo. Infatti pensiamo che finisce il secondo match. Sempre per Death Adder, che perde un round ma non perde gli incontri. Complimenti. Forte. Perché? Usa Lily e hai vinto, quindi non puoi cambiare. Roberto cambia personaggio, si catapulta su Nina. Spererà di entrare crashando i medi di Paul. È un personaggio difficile da mainare. Molto delle combo ora come ora si basano tutto su cancellare QCFU, cioè VS1. Ci sono molti metodi, cioè molti, oddio, ce n'è due. Tipo fare QCF e cancellarlo con un F1, oppure fare QCFN1 come pattern. E poi da lì fare lo screwdriver. Intanto vediamo qua. Una bella juggle, mamma mia. Qua ancora Roberto, molto aggressivo con Nina, al contrario di prima. Sta andando benissimo e forse ora... niente, troppo danno e non entra la Rejart. Roberto con Nina si sta comportando bene. Aggressivo. Qua si accolla uno smasher che per fortuna non entra in clean. Qua punisce benissimo. Peccato, lui fa la combo. Perché con quel launcher anche un bel danno. Qua para bene Death Adder. Ancora Demo Man, non ha parato un Demo Man in tutti quanti i match. Sono passati 7 round e non ha parato un Demo Man. Tanto si porta a casa il secondo match Roberto. Continua a punire, ci prova, mix up da parte dei due spacing. Ancora fase di studio da parte dei due, punisce benissimo lo smasher qui fatto. Massimizza, spacca, massimizza la combo. Sfonda di nuovo e Roberto sta comportando benissimo. E si porta a casa il match. Nina paurosa. Complimenti. Mix up giusto. 2-1 da parte di Roberto. No, una Nina che chiude le combo. Vabbè, detto da me che punisco i trottolini con PS44. Perché mi piace fare durare di più. Tanto qua siamo al quarto match, che potrebbe essere il match point per Death Adder. Un altro match vinto da parte di Roberto, che porterà a uno spareggio. Vediamo un po' chi si porterà a casa la vittoria. Qua Josie punisce bene, intanto crasha. Mamma mia. Oh,
Evita la spazzata saltando. Roberto, molto fase difensiva da parte sua. Si accolla la presa. E qua entra bene con Rage Drive. Peccato che non ha beccato il muro. Presa. E niente. Si fa danno lì quando si libera. Praticamente stava provando a fare una presa di quelle che continuavano. E niente. Death Adder l'ha bloccata. Gliel'ha tipo reversata. Perché alcune reversal delle prese fanno danno quando ti liberi. Questa, anche quella con King. Sa che a prescindere da quando ti liberi dalla seconda parte della presa. Tanto qua Roberto massimizza bene il danno della Juggle. Ancora DB3, entra bene. Un bel contrasto. Non ha vita facile Death Adder contro questa Nina. Tanto ancora Death Adder mix up, medi alti, pochi bassi, DB1 a contrasto. E qua punisce bene Roberto. Ancora la combo, non massimizza ma porta molto vicino al muro. Nina pericolosa al muro, soprattutto dalla parte che si sfonda. Lì basterebbe un FF1-2. Ecco qua. Non riesce a liberarsi e se la colla tutta. Complimenti a Roberto. 2-1. Winner final, molto agguerrita. Che per la prima volta vedevo una Nina e una Josie qua in Sardegna. Forse penso dovunque. Penso dovunque una winner final Josie Nina. Questa è la prima volta nel globo. Sì, perché a noi sardi piace variare quando vediamo che contro un personaggio gli altri PG non vanno bene. E intanto qua Nina si porta a casa il match e andiamo sul 2 pari. L'outsider Roberto. Funziona questa Nina Williams. Milfone criogenico. Tanto qua fioccano i complimenti. Voglio ricordare che adesso chi vince resta dalla parte dei winner, quindi dalla parte dei vincitori, mentre chi perde andrà a disputare la finale dei loser, che sarà Hendrix contro o Roberto o The Thunder. Vero? C'è la voce da dottore. Intanto qua Radioteca in Sardegna. A parte la risata tipo Gremlin dopo una mezzanotte che ha toccato l'acqua. E qua non conosciamo le stringhe di Lily, e qua l'ignoranza regna. Attenzione, perché lì non è entrata la punizione? Perché non è entrata? Voi sei uno. Misticanze. Cioè, misticanze non vuol dire niente. Magie, oserei dire. Tanto qua ancora. Abbiamo detto Thunder che vede che la sua tattica funziona e giustamente la continua. Roberto ancora che non riesce a trovare una via d'uscita. Qua lì non punisce, si è scoperto come una di quelle ragazze che trovi ai bordi della strada. Intanto qua si porta a casa 2-0, non la vuole perdere, aggressivo. Vedo poco usato DF2 da parte di Nina. E anche i sidestep. Prova la presa, danno diminuito. Ancora Roberto, metà energia per ribaltare tutto quanto. Bel launcher, bravissimo. Oh, whiff alla Juggle ma ne esce un reset. Tanto qua si vedono mutandine da Hopkick a vuoto. Oh, punisce bene VS2, bravissimo. Non ammazza. Attenzione.
Rage drive a vuoto, giustissimo, bravissimo, bravo Roberto, che sia l'inizio di un comeback, chi lo sa. Tanto si sentono Shoryuken in sottofondo. Qua ancora crasha e lì non conosciamo le stringhe, ti prendi i colpi bassi in counter. Roberto non va bene. Bella. Bel recupero, guarda quanto danno. Da una spazzata a full crouch in counter. Qua se la colla, ormai se la colla. Attenzione perché ora sono tutte e due. Oh! Sfrutta il rage, sfrutta tutto quanto. Bravissimo, FF1-2. Bravissimo, Roberto sta giocando benissimo. Grandi comeback, ancora. Una, due, la terza si para. Qua è entrato in media quello. Però bravo Death, sì. Ancora parate. Qua la cosa allucinante di Roberto è che sta parando anche i bassi da mix up e con una presa generica si porta a casa la winner final. Complimenti a Roberto, bravissimo, bravo Robby. Era in rage, leva più 3, non mi ricordo più. Non c'entra niente, leva di più. Death Adder, si riparte. Primo torneo di Roberto, E questo sì, è il primo torneo di Roberto. E al primo torneo ha reso tantissimo, bravissimo. Tanto qua abbiamo Hendrix dalla parte, sì, a 6-2, Death Adder a 6-1. Ed è loser final, signori. Per l'ennesima volta si... Mauri, mi sa che deve dare un passaggio a Michele, lo sai? Michele. Dove abiti, Michi? A San Benedetto. Tranquillo, penso io. No, scusa, 4 anni fa abitavo a San Benedetto. Cioè... Abitavo sempre a Vendraccio. Allora, aspetta, facciamo così. Andiamo indietro nel tempo. Abito a San Michele, quindi tranquillo. Tanto Hendrix contro Death Adder, loser final, FT3. FT3. Allora, adesso vediamo chi riuscirà. Era 0. Perché 30? Ok. Ancora complimenti a Roberto per il primo torneo. Si porta a casa la winner final. Mentre invece anche qualcun altro, magari al secondo torneo, poteva fare qualcosa in più e invece è stato battuto dall'emozione. Parliamo di Elsarin, che gioca da appena 3 settimane ed è arrivato in top 8. Un buon traguardo. Non ci mancherebbe altro, dovresti essere felice. Sei felice? Sì, Bravissimo. È giusto. Tanto qua siamo pronti. No, ma sto vedendo che alla fine è più uno studio per i vari figli nuovi, anche per le distanze, che cosa può entrare, che cosa non può entrare. le basi le avete, peccato se non ci sapete giocare voi. Il fatto è che ci sappiamo giocare fin troppo per non avere il gioco. Allora, si ripropone la sfida Josie contro Kazumi. Personaggi studiati apposta per personaggi che hanno i teleport. Qua vedremo tanti calci in bocca. Questo forse è il commento più ignorante della storia dei tornei di Tekken Sardegna. Sì, ci godiamo il davanzale di Josie, che sballonzola davanti a noi e parte subito con un hop kick. Muro, addirittura wall splat non sfruttato bene da Death Adder. Qua ancora Death, aggressivo, non gli lascia il tempo di fare
il teleport nemmeno all'indietro, infatti si accolla una presa. E qua punisce bene, punisce benissimo. Qua penso che qualcuno voglia riandare in winner final e fare un reset. Penso che sia in rage. Intanto continua a macinare danni Josie. Parirmi un buon personaggio come lo era Bruce, non facilissimo da usare, però ovviamente i personaggi non facili da usare. Sì, quello... Ma lei che l'hai fatto un paio di volte, l'hai punito anche con Versus 1-2. Qua si parlava del medio dopo il teleport di Kazumi, giusto? No, io ti Cioè del dicevo... medio, dall'alto. No, io ti dicevo col calcio e poi un pugno, che ti puoi abbassare. Ah sì, è come Cosa Paul. è basso? È come Paul. È quello che ti frega. C'è il gioco, Maurizio. Puoi studiare. Siamo in due, non ti preoccupare. Bravo, Deas, bravo, bravo. Andrea storpiato maledettamente, indicato anche da chi sta commentando. Sì, dipende tutto da Roberto. Cioè, più che dipende tutto da Roberto se la conosci o no, dipende tutto da quello che fai tu. Per ora c'è lui. Più che lo perri, ti sei accollato su Nina un bel paio di cose. Cioè, roba... Io non so La stringa col basso, roba che ti crashava in bocca FF1 o 2. Lì stai un attimino più fermo e puniscilo. Vai! E intanto Dragunov da parte di Edric. Basta Sì. che non sia Kazumi. Forse lo vedremo steppare. Attenzione, come Yu-Gi-Oh! Carta trappola su carta Comunque, trappola. 1-0. La tua carta trappola. Reversato il PG di Death Adder. Dragono. Queste sono le tecniche dei nostri giocatori. Tekken Sardegna regala emozioni in tutti i sensi. Tanto qua vuoto. Ricordiamo che con Dragunov bisogna steppare per forza, non esistono i teleport. Infatti sta succedendo il mondo. Lì è entrato bene. Lì di 2 ha parato. Attenzione. Si continua a giocare. Death sta steppando benissimo. Ancora 0 step da parte di Hendrix. Sta punendo bene. Qua Death Adder gioca preciso, entra bene con DF2. Super combo. Super combo relativamente. Gran danno. Gran danno e con una combo abbastanza easy, oserei dire. Però va fatta. Quindi precisissimo ogni volta. Qua ancora. Ogni volta sono almeno 60-65 che partono. Non fanno bene di certo alla barra di energia di Hendrix. Qua di 2 connesso ancora. Niente FF2. Oh, e qui tutta quanta. Lì bisogna parare tutto e poi punire. Oppure abbassarsi sul terzo e provare a entrare. E qua ancora punito. Sta wiffando tutti i Well Run in 2. O è FF2? Quando corre va a vuoto e run in 2. Ok. Ancora, intanto Death Adder. Death Adder gli è uscito, cioè, abbastanza easy. Porta a casa facilmente la seconda partita. 2-0 da parte di Death Adder. Primo match point per tornare in Grand Final. Provare a resettare. Incredibile. Terzo personaggio in 3 partite. Death Adder sempre con Josie. Va sul sicuro. Personaggio studiato apposta per sfidare Hendrix.
No, non è vero quello che dico, è un personaggio che è stato studiato in una settimana da parte di Death Adder, apposta per portare una new entry al prossimo torneo. Infatti spero che al prossimo torneo ne porti un altro nuovo, almeno così chi non ha il gioco può imparare qualcosa. A gratis. Sì, la studiamo a gratis. Tanto Andrea, Wild Running a presa va benissimo. Presa generica perché vedeva che stava steppando troppo e prese 1+2. Qua forse lo scatto di Reni poteva essere punito. Pretenzioso, pretenzioso Hendrix. Che però si porta a casa il primo round con King. Vediamo Hendrix predilige grab. Infatti questo gioco è abbastanza penalizzato per il suo metodo di gioco, però usa PG che lo aiutano in altro. Presa skippata, ancora Lia si è abbassato sopra una Giant Swing, li hai evitato, si è abbassato su una Giant Swing, cioè da Tadder riflessi molto allenati. E qua punisce bene e Andrea entra in counter. Andrea DB4, qua 1-2, 1-2 hop kick, attenzione, combo, presa, 30 di danno solo la presa. Qua pulisce bene, presa skippata da parte da Tadder, DF2 parato, ancora spazzata parata, è safe quella, o magari fosse 4, ora forse fosse 4 full crouch. Qua ancora l'hop kick Hendrix. Juggle molto facile che fa molto danno con l'ultima hit al contrario di tutti gli altri personaggi. Intanto qua una bella tattica da parte di Hendrix. Qua. No, non stiamo giocando a Tekken Tag. Oh, ancora si libera. E qua entra bene. Si sfrutta il muro, non lo sfrutta ed è morto. No, non è morto. Attenzione, Hendrix lo può fare. Invece tira a vuoto, forse la mossa che si scopre di più di King. Rage Drive. Rage Drive Francesco aveva già tirato da un po' tempo. Da qua si abbassa sulla presa, giusto? Forse sarebbe entrato anche con una spazzata. Qua manda a vuoto benissimo Capital Punishment. Qua sfrutta bene il pattern ma non usa bene il muro. Peccato. Death Adder si porta a casa la loser final. Ci abitua a uno dei suoi soliti comeback. E ora la grand final. Roberto, vieni a giocare. Allora è da spostare perché adesso Death Adder dovrà giocare al side 2 perché sale dalla loser, mentre Roberto giocherà al side 1. Quindi rispettivamente sugli schermi a sinistra vedrete Roberto e a destra Death Adder. Lo sto iniziando a imparare però io sono venerdì ci vediamo lunedì? Lunedì c'è l'allenamento con la
Grand Final tra Roberto e Death Adder, che proverà a fare il reset. Ce la farà? Si parte. Intanto Roberto, chi sceglierà? Partirà subito con Nina o ci delizierà con qualche nuova new entry? Con Panda davvero? Sarebbe una bella cosa. E invece no, va su Nina. No, cerchio. Quindi Nina da parte di Roberto, The Tadder penso che userà Josie. Personaggio che gli sta regalando emozioni comunque, tante gioie. Fra, com'è stata una settimana ben sfruttata quella di Josie? Decisamente bene. Complimenti, bravo. Vorrei ancora fare i complimenti al Computer Point, ai ragazzi che hanno organizzato Back to Retro a San Massi e ci hanno ospitato. Saluti da Elsarin. Un saluto da Elsarin. Un saluto emotivo? Sì. Emotivissimo, sta ridendo. Sono felicissimo. Ho avuto Qua. dei bei risultati in queste ultime settimane. Siamo contenti per te. Eh? Felice, ha avuto degli ottimi risultati. Anche noi siamo felici nel vedere che comunque i player crescono in pochissimo tempo. Quindi significa che c'è voglia anche da parte loro di imparare in fretta. Da Tadder subito, punizione giusta, si porta via con tutto il resto del mix up un altro po' di barra. Qua ancora FF12 che con Nina in questo gioco è stupendo. Ha azzeccato i power crash di tutti tranne quello di Kazuya. Fase di studio, molto spacing, un po' di mix up, FF12 ancora a spazzate, finta contro finta. Oh, questa proprio è stata una bella giocata a partire Roberto. E qua punito di F2 sul Rage Art. Primo match portato, primo round portato a casa Roberto. Con VS1 1 più 2 punisce tutto quanto, si accolla la presa e combo annessa. Per fortuna è lontano dal muro, ancora spazzata. La sagra del mix up, stanno giocando bene i due player, variano molto con le mosse, non si rendono prevedibili. E qua Francesco The Tadder che legge bene tutta la situazione, punisce ancora meglio, si porta a casa il round 1-1. Ottimo, qui crasha un colpo alto, vediamo se chiude la combo. Peccato, manca forse qualche pattern a muro a Roberto proprio per arrivarci, un filler. Tanto Josie ancora serie di colpi bassi per sfruttare il rage, vs 4. Mamma mia, hittato 5 colpi e si è portato quasi in vantaggio, però adesso FF12 punizione, cioè una cosa a contrasto devastante. Cioè, penso che abbia vinto almeno cioè, questo è il settimo round che vince con FF1 più 2, forse, se non è il settimo è il quarto. Ancora Josie, sempre in situazione critica. Nina molto solida,
Niente, skippa anche la presa. Bravissimo Roberto. Roberto sta sul pezzo, ci sta alla grande e si porta a casa la prima partita della Grand Final. 1-0 per Roberto. Bravissimo. Mettendo in difficoltà Death Adder. Diciamo che ci ha messo in difficoltà tutti oggi. Si è comportato benissimo. Tanto a fianco a me c'è un mago in fase REM. Emozioni queste partite. No, sono belle partite, cioè, a me piacciono molto. Vedere Nina che svolazza come Più che vedere Nina che svolazza è vedere che comunque fanno tutte e due dei mix up giusti. E quando si ripetono, se li leggono, perché comunque Roberto punisce i colpi bassi che stava tirando con Josie Francesco, e Francesco li puniva quando li faceva finta contro finta i colpi bassi. Quindi erano costretti a variare il mix up e lo facevano. Infatti, bravissimi. Soltanto che Roberto evidentemente è stato più bravo. Se l'è giocata meglio. Vedi? Allora, a quanto pare Francesco con Paul si sente più sicuro. Vediamo la presa, se la colla tutta quanta. E invece no, si libera l'ultimo hit. Si becca un DB 3-4 in bocca. Fa abbastanza male. Qua punisce bene, forse ci sta anche VS2. Tanto FF1 più 2 e B14 stanno diventando l'incubo di Death Adder. Si sta facendo anche belle Jaguar. Bravo. Sta missando poche. E qua entra il Rage Drive. Attenzione. Lì lascia perdere il rialzo con 3. E chiude con D1. Anzi D1 4. Tanto si continua. Death Adder subisce un altro po' Nina. E Nina subisce il Demolition Man. Demolition Man che Roberto si accolla molto spesso. Ti arriverà sempre. Sempre. E chiude con FF4. Non la vedevo da Tekken 3. In fase di risposta al pubblico dico che Roberto non sta giocando strano, sta giocando bene. Tanto qua The Tader pare si sia svegliato. Qua Wiffato la spallata che non è stata punita e intanto punisce benissimo lui con B1-2. Punizione che traccia. Punisce da 12 se non sbaglio, o 13. Comunque è una punizione utilissima. Cioè perché traccia, B1 traccia tantissimo, può sembrare corto ma non lo è. Qua si abbassa sulla presa del Tader. Ora Demolition Man parato e FF1-2 per punire. E qua connesso ancora. Forse voleva tirarne due di fila. Invece FF4 e ancora un altro Demolition Man. Sempre Step e Demolition Man. Qua del Tadder pare aver trovato la tattica giusta con i Demolition Man. Qua si libera anche dalla presa. Finalmente una presa da parte di The Tadder. Ancora si accolla. 6 step 3, però si porta a casa la prima partita. Che sia l'ennesimo reset. Non è la prima volta che ci abitua, cioè che ci regala queste cose, The Tadder. Bravi ragazzi, bellissima partita. Sì, sì, tanto Elsani si complimenta. Complimento anch'io, complimenti. The Tadder, doppio 7 step 3. Qua FF4 passa sotto B1-2.
E combo chiusa e connessa, buon danno. Qua l'ha presa UF12 e qua B24. I ragazzi si stanno randellando un po' sotto frame e un po' giustamente. Qua giusta punizione da parte di Deathad, che pare riesca sempre ad avere garantito di 1 dopo B1-2. E qua entra la Rejart. Vediamo quanto danno farà. Non massimizza il danno perché comunque ha ancora abbastanza energia. Oh, è quella che ci ha provato. Vomitino, conatino addosso a poi che non funziona. Tanto ancora serie di colpi parati da tutte e due, side step 3. Ancora serie di finte da parte di Roberto, che ora sta molto più sulla difensiva rispetto a prima. Qua ancora spacing, Roberto che connette la presa, non massimizza il danno, massimizza il danno del Tadder. E ancora entra prima, cioè è entrato prima del Power Crash. Si porta a casa un altro match, un altro round. Ricordiamo che se The Thunder vince resetterà e quindi si avrà di nuovo la finale. E qua The Thunder punisce bene. Si ricorda che anche poi la VS4 come punizione rapida. Conferma anche lui con un bel sì deciso. Si porta sul 2-1. Roberto un po' in apprensione con Paul. Tanto ancora la punizione giusta. Qua Roberto entra. Niente, non va. Para tutto e lo smasher a vuoto si punisce con DF2. Ancora FF1-2. Vediamo qua subito la presa. Giusto per andare sul sicuro. Bella. Doppia spazzata per provare a guadagnare un po' di danno, ma niente. Troppa poca energia. E di 1-4 fa portare a casa il round a The Thunder. Roberto molto sulla difensiva, sembra essere intimorito. E per ora sta usando DF2 e non ancora tutti gli hop kick. Perché comunque ricordiamo Paul è dotato anche di hop kick. Quindi può contrastare molto spesso le stringhe basse di Nina con quello. Bravissimo, bravissimo The Thunder. Sta avvicinando sempre di più al reset. Qua bravissimo Roberto invece, punisce con B1-4. Qua The Thunder con metà barra, attenzione, e quella è combo garantita. Era il counter, set step 3. Core FF1-2. Entra bene con DF2. Sgarra lo smasher. E qua il rage drive a vuoto. Attenzione, 3-1. E quindi il reset. L'ennesimo reset da parte di The Thunder. E quindi si ritorna a 0-0. No. Si riparte, questo è il reset della Grand Final, quindi l'ennesima Grand Final da parte di The Thunder che è salito dalle loser bracket dopo aver perso la Winner Final
sempre contro Roberto, quindi si sta prendendo la sua doppia rivincita personale. Ancora, fase di studio da parte di due, Magic for a vuoto, si aspettava qualche colpo sicuramente da Tadder. Doppia spazzata, intanto qua Ubi 3-4. B1-2 connesso e qua entra, farà anche molto male, sicuramente si porta a casa il primo round Roberto con la Rage Art. Qua fosse stato Marvel vs Capcom ci sarebbe stato un Rage Quit. Battute nerd. Battute contro gli altri picchiaduro. Tanto si sentono Hadouken in sottofondo. Attenzione, Roberto non l'ha presa bene la partita di prima. Sembra essersi dato una svegliata. Infatti sta evitando molto, però sta sbagliando le punizioni. Si sta lasciando ingolosire da D3-2 e non va bene, perché da Tadder si accoglie il primo ma il secondo non te lo punisce. Intanto qua giusto ancora, bravissimo Francesco che rimane basso e punisce benissimo con VS2. Bravi. Attenzione. Francesco, mamma mia da Tadder. Intanto 7 colpi, li ha portato via la barra. E qua ancora 1+2 direttamente sul tackle. E qua con D1 si porta a casa di nuovo il match. D1 di Paul e FF1+2 di Nina sono state le mosse più usate per vincere il match. Anche se sicuramente Da Tadder stava tirando di 1-4. Attenzione, clamoroso, lo smasher potentissimo. Con 3 e basta. Si porta a casa il primo match da Tadder. Primo match della Grand Final che decreterà il vincitore del Sardegna Summer Clash numero 2, disputatosi qua a San Massi, nella biblioteca comunale, organizzato da Computer Point e Tekken Sardegna. Il primo torneo in Sardegna che ha avuto 20 partecipanti, dalla quale molti erano buoni. I due si stanno accordando sullo stage. Certo, basta che vi accordate tra di voi ragazzi, no, stiamo tranquilli. Si ritorna alla selezione del personaggio per selezionare il livello. Si proverà sempre in modalità casuale a beccare qualcosa senza muri o con i muri. Con i muri, Duomo di Sirio, stage che è un balcony breaker. Balcony breaker che possono essere sfruttati molto bene in questo gioco. Perché praticamente puoi fare screw trigger dopo il balcony breaker anche se il personaggio ha già rimbalzato a terra dopo il balcony breaker. Si possono fare danni ingenti. Tanto qua FF12 tanto per cambiare per iniziare. E Demolition Man in risposta da parte di Death Adder di nuovo. Ancora FF12. Sagra del Power Crash del Demolition Man. 3 Demolition Man in una presa. Paul si porta a casa il primo round del secondo match. Qua full crouch. Un muro. Sempre Demolition Man a muro. Massimizza molto bene il combo del Tadder. Vediamo magari Roberto un po' più stanco rispetto a prima. Anche se prima ha iniziato veramente bene. Adesso è un po' più timido. Qua viene bloccato il Rage Drive con D1 di Paul. Una bella mossa di 1 perché puoi decidere se rimanere anche in crouch. E poi da lì ai vari 50-50. Death Adder sembra averlo capito. Death Adder sfrutta molto i matchup che trova tra le partite precedenti, tra i vari personaggi che usa. È una tattica molto utile.
Tanto Roberto para tutta la stringa e punisce. Ancora. E qua vince. Bravissimo Roberto. Porta a casa un round. E qui entra sull'alto. Di qui da Tadder sbaglia e si accolla a 6 strap 2. Qua ci prova da Tadder con B1-2. QCF3. Quella non vuole splata, forse ci stava meglio un FF1-2. Qua Nina niente. Smasher a vuoto, punito con la combo da 3. E ancora Rage Drive, Balcony Breaker come abbiamo detto prima, e Screw Trigger e a casa. Ancora. Side Step 2 entra benissimo. Whiffa la combo a muro, non riesce a punire. Ancora, bravissimo. E Roberto, sì, dicono da pubblico che sta ubriacando e lo sta ubriacando davvero. Ancora, ancora. Sogni mandato a vuoto, punizione FF1-2. Va sul sicuro e non rimane deluso. 1-1. Rivincita. Rivincita. Cambio di stage. Non vediamo molte spallate. Spallate di Paul. Spallate di Paul. Soprattutto a muro. E dopo spallata di Paul. Demolition Man che ti piace tantissimo. Sì, chiunque le può punire le spallate. Contrasta poco a poco. Tanto qua la sagra del DB1 mancato. Ancora non va. Bello sway, punito bene con B1-2. Ancora 3, QCF3, 1-2. Qua Francesco si prova tutta quanta la combo, non va e punisce B1-2. Primo round portato a casa Francesco, The Thunder. Qua full crouch 1 più sparato. Presa. B1-2. Qua Roberto che si prende in bocca uno smasher. Questa punizione definitiva. Colpi che neanche in Kenshiro. Qua sta punendo benissimo. Invece preferisce magari accollarsi una spazzata che uno side step 2 e finire in aria. Oh, passa sotto la presa ma non punisce. D1, D1 ancora, D1 2. E D1 2 di nuovo. Invece si blocca il D1. Ed è 2-1 per Death Adder. Primo match point. Per Death Adder che arriva da Bosa. Contro Roberto che arriva da quarto. Primo torneo per Roberto, lo volevamo ricordare, grandissimo traguardo, bravissimo. Oh, qua ha steppato benissimo da Tade. Trade combo, 60 di danno. 4 hit combo, scusate. E ancora, non skippa una presa 1 più 2, si sente dal pubblico, però para bene, pulisce ancora meglio. Bravissimo. Arrivano i complimenti live. Giustamente. E ora sta tutto... bravissimo! Gran grit. Comeback coi controcazzi, scusatemi il termine, ma ci vuole. Ancora, il Demolition Man, l'incubo di Roberto, si risegnerà stanotte. Per fortuna molti non sono in just frame. Ancora, non va.
Cioè, ma stanno giocando a Tekken 2. Attenzione, di nuovo la Rage Art. E si porta a casa il secondo match così, secondo round morto così. Death Adder, un po' in apprensione. Roberto forse ha trovato la tattica giusta, cioè buscarne e tirare la Rage Art quando deve. Ce la sta usando come punizione, oltretutto. Sta usando benissimo, bravissimo. E qua connette bene Death Adder. Wi-Fi FF4. Bravissimo, si abbassa. Qua si accolla di F2. Power Crash. Bravissimo ancora. Sfrutta il muro. Presa non connessa. Attenzione, spazzata, doppia spazzata. E qua entra con D1 sul Rage Drive. D1 spacca mattoni di vino. Blocca tantissimo, ultima mossa perché traccia dal basso verso l'alto. Da medio. E colpisce anche a terra su back roll, cioè su tech rollate. Qua Roberto però non si è lasciato intimidire dal round di prima. E Randella, attenzione, Death Adder sembra essersi risvegliato. Qua si abbassa sul Rage Drive, fintato con la presa, bravissimo. Sfrutta il suo Rage Drive, non arriva a muro per fare... E intanto, due pari, Roberto non si dà per perso, per battuto, come si dice? Non si dà per vinto, cioè la sgarrate peggio di un FT3 davvero. Su 3 ne ho sbagliato 4. Mi son dimenticato di aggiornare la grafica. Ho fatto anche qualche match a Due pari. Chi vince a questo si porta a casa il torneo. Tante manate da parte del cronista e di chi gli sta a fianco. Volevamo ringraziare anche tutti i partecipanti, tutti coloro che hanno fatto le trasferte, chi si è caricato la macchina di ragazzi, chi si è caricato la macchina di strumentazione e chi ha organizzato questa splendida rassegna che è venuta oggi anche di retro gaming. Tanto qua fioccano FF1-2, combo da 3, si aspettava il basso Francesco e si accolla FF1-2 quasi sempre. Lì una paratina e una spallatina. Qua ha evitato QCF3 con F4, anzi F3. Bravissimo. Qua ancora Roberto che è impavido, spara FF1-2, tanto è power crash, a lui non interessa. Ed è Tadder comunque non lo steppa. Che perché comunque segue minimamente. Va steppato nel frame giusto ovviamente, come qualsiasi mossa, è dalla parte giusta. Qua si accoglie una spazzatina ed entra lui. Clamoroso, Wi fa FF3 e viene punito con una Rage Art. Bravissimo. Inizia con una presa del Tader FF1-2. Lui non interessa prendere un po' di danno, l'importante è che entri quello, anche perché comunque lo usa come punizione anche. Su colpi lunghi punisce bene così. E qua The Tader in counter con B2. Blocca tutto con DB1. E qua low parry su DB1, bravissimo Roberto. Wiffa la combo, peccato. Un altro launcher wiffato. E qua c'è la sfida. VS1, attenzione, peccato. È bravissimo Roberto, bravissimo. Giusto. Tira un DF2 e un F4 ogni tanto, fra. Madonna. Peccato. Proprio all'ultimo momento, un 1-2. Si sta svegliando Francesco, non ci sta. Qua sicuramente diminuirà il danno della presa, infatti. Doppia spazzata.
E intanto UF1 UF34 a contrasto. Basta. Attenzione, 2-2, finale ai cardiopalma. Ricordiamo che la Grand Final sarebbero tutte e due in loser, perché Francesco ha resettato, Detader ha resettato, ma io mi sono dimenticato di cambiare le grafiche. Attenzione, ancora mix up. Qua non sfrutta di 2. Attenzione di F2. Attenzione. Non va, non va. Ancora fase di studio, non punisce ma punisce bene. Qua forse va a regalare il match, il torneo a Roberto. Ed è che io complimenti a Roberto che alla prima presenza a un torneo ha vinto. Ha vinto, bravissimo, con Nina. Per la prima volta porta Nina a un torneo e vince. Per la prima volta viene a un torneo come giocatore e vince. Complimenti a Roberto. Bravissimo. Complimenti anche a Detader che ha resettato per l'ennesima volta il torneo. La finale. È arrivato sempre fino a qua. Hanno calato tutti i personaggi vari. Ora vi salutiamo. Al prossimo torneo. Troverete il video. Ragazzi, Computer Point vi ringrazia, Back to Retro vi ringrazia. Al prossimo Summer Clash.